Che figata. Vieni dietro, vieni dietro. Guardate come abbiamo... Vediamo come abbiamo cominciato con le splendide... allora c'è dalla mia destra, cioè la nostra sinistra c'è Victoria, poi Mara? Benissimo, poi c'è Sabrina, poi c'è Isabella. Aspetta, lei però non la conosco, allora andiamo subito a conoscere. Ciao, tu sei? Mayra. E c'è Mayra, allora un applauso per le nostre ragazze che finalmente un inizio diverso. Cominciamo questa diretta in maniera veramente clamorosa. Se ci è bastato adesso questo splendido Vito, grazie agli amici di Extreme Car Audio ovviamente che sono qua con noi, che c'è Silvano. Se ci abbassi il volume adesso, se ci abbassi un po' il volume perché sennò ci rimbambiamo. Ecco. Abbiamo anche Ovidio qua, buon pomeriggio. Mamma mia che pomeriggio clamoroso che sarà questo, vero? Vero signora? Ecco, buongiorno Cinzia. Verissimo, buongiorno. Allora, io direi cominciamo a presentare gli ospiti e cominciamo dalla persona più originale che abbiamo come ospite oggi pomeriggio, ovvero sia la creatrice di dolci artistici. Esatto, abbiamo l'onore di avere una cake design oggi al Gran Fiume ed è Katia Di Pasquale che oggi in diretta ci farà... Ci farai? Un viso. Un viso, spero non sia il mio, se no viene una schifezza. No, benissimo. Allora, cake design artistico però ovviamente, no? Sì, artistico, ecco. Zucchero. Ecco, con lo zucchero. Con lo zucchero. Allora, ma fai un ritratto o un viso qualsiasi? No, un viso. Un viso di una ragazza, insomma. Un viso di una ragazza. Io farei il viso del maestro, secondo me è molto interessante. È molto scavato, vedi, l'età ha lasciato i suoi segni. Buon pomeriggio a Sabino Dell'Aspro, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Ecco. Allora, quindi vedremo in queste 2 ore come si fa, o meglio come fa lei, perché io penso che... La mia tecnica. La tua arte, questa si chiama arte, non si chiama tecnica, vero? Sì, arte, tecnica, arte. Ci sono anche le tecniche che bisogna usare, poi se uno ha passione riesce tranquillamente. Certo. Bene, vedete ci sono 2 sedie vuote perché devono arrivare ancora altri ospiti. Chi abbiamo qua con noi? La splendida, bellissima... Lo dico io. Lo dici tu? Sì, io oggi sono felicissimo di partecipare alla trasmissione perché ritrovo, dopo tanto tempo, il sole più splendente del Friuli, che è Mara. Grazie, grazie Dio, lasciamo stare. grazie. Io parlavo Il tuo sorriso di Laura. di Laura, che oltre ad Esatto. essere bellissima, una grandissima ritrattista, l'ha dimostrato domenica scorsa. Grazie Laura. Oggi non fai il ritratto di nessuno? No, oggi no, pausa. No, fai quello di Sabino. Sì. Guarda, è facile quello di Sabino. Facile. Guarda, vedi, 2 occhiali, no? Basta Poi fai 2 robe così, disegnare un po' di rughe. Buon pomeriggio. Naturalmente, grazie Peter. a Peter Stefanuto e a Cinzia Baratella. Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno. Abbiamo voluto separarli, finalmente li abbiamo separati, era anche ora. Qua ci sono queste 2 splendori, mamma mia. Torna a tornarci, non è male. Torna a tornarci perché c'è sempre una sfida di prosecco aperta tra me e lei. Sì. Ecco.
Ma a chi ne porta di più o che ne beve di più? A chi ne beve e ne regge di più. Benissimo, allora tu sai, cara Leonora, hai visto domenica scorsa che si inizia a bere prosecco in trasmissione alle 15:20. Certo. Vediamo alle 17 in che condizioni siamo tutti quanti, no? Ovviamente. Sì, ovvio. Poteva mancare, nonostante No, la tachipirina, l'influenza. Ma veramente, non lo ferma niente, nessuno L'azienda può darvi i farmaceutica mia ha risultati. mandato un premio per l'acquisto di questa settimana, quindi sì, ci sono pure io. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Ma su nessuno ha detto il Telepordenone. nome, signori e signori. Ma Carlo Luna! Grazie. E siccome il mio ruolo è quello di dare i risultati, vi dico subito che in Serie A il Palermo ha pareggiato con la Sampdoria 1-1. Ecco, quindi è un E per la gioia di GP, per la Sampdoria ha segnato Quagliarella sul passaggio di Muriel. proprio a tutto Udinese. A tutto Udinese non casca a caso. Basta! Perizza! Oh no? Speriamo giochi, ma... Nessuno dei due. Non gioca nessuno dei due, cara Giorgia. Giorgia, Dusan, Basta, Stipe, Perizza, Pugliatti. Ecco. La redazione di Pordenone ha voluto organizzare un gioco con te oggi pomeriggio. Dopo vedremo. Diglielo però. No, il bello è prenderle impreparate, che sì, se lo sanno, scusa, che gioco è, dov'è il divertimento, no? Maestro. certo. Cioè, se io le dico, sai che ti va se facciamo sto gioco, lei non è più sorpresa, no? Esatto, Ovviamente. esatto. Allora, visto la tua comunanza, no? Anzi, la tua passione per il calcio, perché di tutte le ragazze che sono venute ospiti in questi 4 anni, difficilmente qualcuno piaceva il calcio, tanto più tifoso dell'Udinese, quando mai? Al massimo gli piaceva Boriello. Al massimo, esatto, gli faceva Borriello, ma per altri motivi. Mi sto preoccupando perché il maestro si sta muovendo. Bisogna stare attenti a una certa età a fare quei movimenti, la sciatica. Sì, voglio dire. Ecco. No. Allora, ci sarà un gioco, amici e amiche a casa, dedicato proprio a Giorgia, perché oggi Giorgia ha un derby interno nel suo cuore, ovvero sia 2 dei suoi calciatori preferiti. Giocano, uno ex udinese alla Lazio, ovvero sia Dusan Basta, l'altro all'Udinese Stipe Perizza. La figata che nessuno dei due è in campo, sono tutti e due in panchina. Quindi è un dettaglio. Così possono mandarci un SMS, no? No, ma ci sarà il gioco dove inviteremo gli amici a casa e anche il papà e la mamma che sono là a guardarci a giocare per vedere come ti preferiscono gli amici a casa, gli ascoltatori, ovviamente facendo un sondaggio anche qua tra gli ospiti al centro commerciale Gran Fiume, ok? Ah, parentesi, tu devi guardare la partita perché insieme a Carlo Luna commenterai tu Lazio Udinese guardandola lì, ok? Quindi la commenta lei, che sicuramente la seguirà con maggior cuore. Ecco, Sì, aiutata da guarderò solo Vittoria, perché siccome abbiamo tanti ascolti in Russia, tu farai commenti in italiano con traduzione simultanea in russo. Va benissimo, in russo. Prego maestro, volevi commentare? Cos'è questo? No, potevi fare Katiuscia, che è più famosa, no? Cicciogna. No, Katiuscia è più famosa. Katiuscia è più famosa. Qual è? Aspetta, no, chiediamo a Vicky che lei è russa. Vicky. È più famosa o Ciccione o Katiuscia? Io come delle Non fare la diplomatica, di la verità! Katiuscia, hai capito? Vigliacco. Come si dice vigliacco in russo? Nikrashov. 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 Bene. Andiamo avanti con gli ospiti, E Mara. allora, rimaniamo sempre in Dove- tema Asia. No, Asia, no, Asia. aspetta, perché c'è Asia qua, no? Asia. Ecco. No, veramente dobbiamo presentare lei. Asia. E lei è Moira. Mayra. Ok. Scusami, a 51 se anni. presentiamo Santa Essere Picchio, attorniato sbaglio da i tante nomi belle pure, donne, no? uno Sì, si anche rim... perché non fa il circo lei, Che ne sai? L'hai chiamata Moira? Ti piace il circo? No. No, non le piace il circo. Come si dice circo in russo? Circo. Vabbè, dai, non si dice, dai. Allora, Sapevo Sai pure come si io. dice circo in russo sbagliato, Victor? Si dice l'altra domenica circo. ecco, quello è anche vero, no? No, ma non ti abbiamo mai chiesto come si dice l'altra domenica in russo. Следующее воскресенье. No, troppo difficile, dobbiamo cambiare titolo. Una cosa più semplice, non c'è? No, No, è quello. Secondo te ha ragione? GP, sai che... Sì. Mi fido. Sì, si fida. GP, sai che penso che Alessandra parli meglio il russo di Vittoria? Alessandra parla al meglio il Sì, russo di sì, Vittoria. sì. L'altra Alessandra domenica si dice- Giubilato. Come si dice l'altra domenica? Domenica воскресенье. Ma è sempre un casino. Domenica è semplice. Воскресенье. Воскресенье. Non parlo russo da tipo 4 anni, quindi non me lo ricordo. Arrivano i primi messaggi. Buongiorno GP, buongiorno a tutti voi.
Ma aspetta, ma questa domanda ricordamela, dobbiamo fare una domanda dopo a Alessandra, quindi tu devi ricordarmi, devi dire vecchio rimbambito, dobbiamo fare una domanda ad Alessandra. Andiamo avanti con le ospiti, abbiamo Asia, abbiamo detto. Asia buon pomeriggio, che è già, anche già lei con microfonata. noi. Ecco, e poi abbiamo, oltre alla Cinzia che abbiamo già presentata. New entry. Ecco, facciamo questi cambi di microfoni al volo. Pomeriggio. Giulia, lei aveva detto che io parlo con Ovidio, posso defilare? Ok, va bene, abbiamo Giulia e poi continuiamo, l'abbiamo già presentata Alessandra Giubilato, sempre, e Sara Alice. Sara che si voglia, indifferente, due grandi belle donne con esperienze internazionali insieme a Sabino Dell'Aspro, prossimamente di nuovo in tour in Svizzera, poi dove andate che non mi ricordo, perché me le dice al telefono ma me le dimentico. Milano, l'Isola d'Elba, Capoverde. Ecco. Forse anche a Torre di Pordenone. Tra parentesi. Sabino, se ti serve una ragazza col cappello, vengo anch'io. Io voglio una ragazza col cappello. Lui vuole una ragazza col cappello. Allora, naturalmente abbiamo Ovidio di Extreme Car Audio, che se ti siedi più in qua, che c'è anche un microfono, io non ho capito perché ti siedi lì. Allora, perché gli facevo e compagnia, poi era da presentiamolo come si deve. Esatto. Il mio valletto di oggi, il signor Silvano. Buon pomeriggio, Silvano. E dobbiamo fare un saluto a casa immediatamente, prima di proseguire la trasmissione. Dobbiamo salutare la moglie e la signora Mary. Sì, che sarebbe mia moglie, sì. Ecco, allora buon pomeriggio Mary. Un bacio in diretta? Bellissimo, un bacio alla moglie e alla signora Mary, naturalmente fino alle 17. Alle mie figlie, anche i generi e i nipoti. Ma Silvano. Che mi vedranno stasera comunque. Ecco. Silvano, prima della diretta, però tu mandi il bacio a tua moglie, ma prima ti ho visto io con quella bionda vicino al furgone con il flute di champagne. Se non c'è il video non ci sono prove di conseguenza. Ecco. No, noi abbiamo fatto anche il video. Ci sono testimoni, ma non c'è il video. Comunque confermo che c'era una bionda alta 1,90 m. E quindi non ero io. Notevole, no, non eri tu. Allora attenzione, perché come 2 domeniche fa, scusami tesoro, abbiamo la lettrice ufficiale dei messaggi di quest'oggi, che è Sabrina. E allora ricominciamo la fiaba dell'altra volta. Eccoci qua. Prepara il prosecco che sto arrivando. Benissimo, questa è una minaccia più che un invito. Grazie, grazie Sabrina. Sai che ti romperò le balle per più volte questo pomeriggio. Allora, vediamo, parliamo anche di calcio? Sì, partiamo dalla Serie A. Partiamo dalla Serie A, Giorgia? Va bene. Ok. Bene, allora partiamo dalla Serie A e vediamo quello che è successo ieri. Risultato clamoroso, ovviamente. Risultati clamorosi, soprattutto uno, il Napoli che perde in casa con l'Atalanta 2-0 con doppietta di Caldara, questo difensore stratosferico, ha fatto già della Juve, tanto per cambiare, stratosferico, ha fatto veramente una gran partitona. La Juve che ha, tra virgolette, passeggiato, cioè l'ha presa comoda con l'Empoli, ha vinto 2-0 con il gol di autogol di Soruschi e il gol di Alexandro nel secondo tempo. La partita delle 12:30 c'è stata Palermo-Sampdoria, lì non so perché c'è scritto Genoa-Bologna. Perché la redazione di Pordenone si è rimbambita. Vabbè, Palermo-Sampdoria. Comunque Palermo-Sampdoria succede anche nelle migliori famiglie. No, leggo adesso perché anch'io stavo 1-1 con, come ti ho detto, il pareggio della Sampdoria al 90° con Quagliarella e poi gol di Nestoruschi per il Palermo su calcio di rigore. Alle 15:30 c'è Genoa-Bologna, Crotone-Cagliari, Sassuolo-Milan, Chievo-Pescara e noi seguiremo Lazio-Udinese. Alle 20:45 c'è Inter-Roma e poi domani sera c'è Fiorentina-Torino. Allora, vediamo la classifica della Serie A, tanto sono solamente 2 partite da vedere. Vedete che il Napoli si ferma la rincorsa sulla Juventus, rimane bloccato a 54, ma quello che fa specie è l'Atalanta che è 51. vede la zona della Champions League, perché ha solo 3 punti dal Napoli dopo la vittoria di ieri sera. Ovviamente c'è da dire che l'Inter può raggiungere di nuovo l'Atalanta a pari punti. E insomma vedremo quello che succede nel pomeriggio calcistico, ovviamente escludendo le 2 partite posticipi che verranno giocate più tardi. Passiamo da un'altra categoria, ovviamente andiamo in Lega Pro, dove oggi pomeriggio noi non soffriamo perché il Pordenone giocherà domani sera in posticipo col Bassano, diretta, ricordiamolo, Rai Sport. Per chi non riuscisse ad andare allo stadio, noi invitiamo, io ci andrò allo stadio, andate allo stadio, però se non ce la fate le vedete in chiaro, cioè senza pagare, lo vedete appunto su Rai Sport. Perfetto. Giocate ieri 2 partite, Carlo. Sì, Forlì che vince col Gubbio 1-0 e il Fano che perde in casa con la Reggiana 2-0.
Oggi pomeriggio da seguire ovviamente la Sammarinese Venezia, che è una delle partite clou, e il Parma che gioca a Feralpi Salò, però alle 16:30. Tutte le altre le vedete nel cartello. Ecco, la classifica dopo la brutta sconfitta, tra parentesi, del recupero settimanale, che ha visto il Pordenone ha perso col Teramo 2-0. Esatto, vedete che il Pordenone ha ancora 10 punti ovviamente dalla Venezia, però è stato superato sia dal Padova, soprattutto dalla Reggiana, con la vittoria nell'anticipo di ieri. Quindi comunque il Pordenone deve giocare domani e vedremo se riuscirà a recuperare. Saltiamo ancora di categoria, andiamo in Serie D, dove si gioca tutto oggi pomeriggio. Non ci sono stati anticipi. C'è già un risultato cambiato, che è quello del Campo d'Arsego, che sta vincendo con la Vigontina 1-0. Vi leggo tutte le altre: Belluno Alto Vicentino, Tamai Calvino Ale, Vecamo Verona Cordenons, Montebelluna Carini Pivigina, Vigasio Este, Abano Calcio Legnago, Triestina Unione Arzichiampo e Mestre Union Feltre. Noi seguiremo ovviamente Tamai, Cordenons e Triestina molto da vicino, dando gli aggiornamenti anche degli altri. Scendiamo ancora di categoria, dove si comincia alle 15, ora sì andiamo in eccellenza, Friuli Venezia Giulia. Chiaramente un anticipo ieri, Carlo. Esatto, Virtus Corno Torviscosa 1-1 con gol di Candotti e De Biasi. De Biasi ha pareggiato per la Vigontina su rigore. Per quanto riguarda le altre partite, c'è Rimuzzane Vesna, Fontana Fredda Manzanese, ISM Gradisca Pasiano, Cras Reper Lumignacco, San Luigi Gemonese, Tolmezzo Chionse, 13° Lignano. Da seguire ovviamente Cerlins e Gemonese. Allora, secondo te il Montebelluna, visto che sei di Montebelluna, ce la farà a salvarsi Eleonora quest'anno? Sì. Sì, sai come è messo in classifica? Ultimo. Vabbè, ma... Vediamo la classifica della Serie D, visto che Eleonora è molto consapevole di dov'è il Montebelluna. Mi sembra sia terzultimo. No, ma lei sa dov'è il paese. Oggi gioca in casa comunque. Quart'ultimo, scusa, ho sbagliato di uno. Oggi gioca. Ho sbagliato di Oggi uno, gioca con una scusami. vicina di casa, perché Careni e Pievigina sono pochi chilometri. Attenzione, la squadra di Cinzia, è un derby tra Eleonora e Cinzia. Oggi Montebelluna, derby. Careni, Pievigina. Ecco, il giocatore più forte dal Montebelluna. Non lo so. Buongiorno, benissimo. Però Forse si se chiedeva non il più sbaglio, bello. il Careni Pievigina non è allenata da Conte. Sì. Conte è quello del Chelsea? No. Conte Conte. è quello di Montebelluna. Che fa la spola tra Londra e Montebelluna. Sì, fai fine settimana così alternati. Bene, bene. Dunque, allora, vediamo il gioco di oggi pomeriggio, maestro? Dai, vediamo. Vediamolo. Ovviamente sono le due regionali che sono impegnate in due partite molto difficili, soprattutto una, e vedremo le quote anche. Quindi gioco 1x2, 1x2, grazie agli amici del Pascià. Vediamo anche le quote. Lazio Udinese, guardate il 2 da mal di testa. Ma io ci ho giocato 10 euro. Il 2 da mal di testa. Giorgia, l'Udinese vincente è data a 7,25. Oh, se vinco sono 72 euro. Sarebbe bello. Sì, ma è a 7,25. Pensa che l'Arzichiampo, che a meno distanza dalla Triestina, vincendo a Trieste è data a 5, no? Invece l'Udinese, che è un po' più vicina alla Lazio, è data a 7,25. Che significa cosa secondo te? Che se giochi 10 euro ne vinci 72,50. Quindi tanta roba. Quasi quasi giocherei io. Io l'ho giocato. Hai giocato l'Udinese tu? Ovvio. E cosa hai giocato? Anche tu, maestro, mi sembra hai giocato che vince l'Udinese? Non si dice? Sì. No, perché lui ha già azzeccato l'Atalanta ieri sera, esatto. no? Allora ha detto, se vinco anche oggi con l'Udinese... Si paga da bere. È tanta roba, no? Anche da mangiare. Che paga qualcosa in più, diciamo, no? Allora, questo è il gioco, naturalmente si vincono le solite che cosa, Lucia? Buon pomeriggio, Lucia. Ti vedo un po' assorta. Buon pomeriggio, stavo cercando il premio, adesso lo mandiamo in onda. Deve essere il salmone alla griglia che ti fa un po' di sonnolenza? Può essere. Può essere. Eccole qua. Nel frattempo c'è chi tenta di rubare le scarpe. Sì, ma scarpe si sa che sono generosi, lasciano entrare e portare via la roba così, è vero ragazze? Avete provato anche voi, vero? No? Allora, eccole qua, i premi di oggi pomeriggio, Caramara, Maracara. Sono sempre le bottiglie a marchio Pascià e potete scegliere tra 3 diverse colorazioni. Le 3 colorazioni classiche. Esatto, che voi sapete, vero ragazze, ormai Sì. quali sono? No, Asia secondo me non le sa, perché è la prima volta che partecipa. Chiediamo a Asia quali sono i tre tipi di vino diversi del Pascià, no? Allora, non dimmi i nomi dei vini, c'è i colori del vino, no? Bianco. Bianco Rosso. e... Nero.
Bravo, un applauso a Asia perché è la prima che la zecca bianco-rosse. È la prima, Prima, neanche io l'avevo azzeccata. Vabbè, ma di te, c'erano insomma, dubbi che la azzeccavo. Sì, no, di te voglio dire, non avevamo grandi dubbi, no? Allora, questo è naturalmente messaggi SMS per giocare, anche per salutare tutte le nostre amiche e gli amici che sono qua, 348 294 7672. Sai che questo cappello rosa ti dona? Vero? Sì. Una nota di colore vicino a te? Anche no? Come no? No, è carnevale, ci può stare. Ah, ok. Ma voi non capite Silvano, vogliamo spiegarlo che noi americani dentro... Sì, parliamo solo di San Donatesi? Però noi col cappello... Sì, ci mancava il cappello oggi. Esatto, Ecco. ci voleva. Vabbè, dai. Sabino, io e te niente cappello? No, devo dire che oggi la platea, il parterre. il divano, il salotto è veramente fornito di tutto, no? Perché abbiamo deciso, io, Cinzia e Peter... Abbiamo lo stupore, che non mi ricordo come si chiama, lo stupore è lei? Laura. Bellissima. Laura. La Abbiamo ritrattista. l'aggressività di Eleonora. Abbiamo la primavera qui di Giorgia. Ma dopo abbiamo le tenebre e il mistero Asia. con Asia. Scusa, queste erano Poi, bellissime Cinzia, qua. Aspetta. Devi far tutto. Cinzia non fa finiamo alle testo 5, perché lei... Guarda che finiamo e alle poi 5. abbiamo È la simpatia, regina. la simpatia. E le ragazze. Le ragazze. Allora, attenzione perché salotto. tra poco lanciamo il gioco che riguarda Giorgia, Dujan, Basta, Stipe, Pelza, Pugliatti, un po' più corto. Un altro giocatore non lo puoi inserire? Già che ma in realtà c'è solo Dujan, basta. Dujan, sì, Dujan. E basta. Dujan e basta. basta. Dujan e basta. Allora, io direi, ci fermiamo, c'è la pubblicità. Quando rientriamo ci sarà la grande musica del Sabino. Gli aggiornamenti ce ne sono? No. Niente 0 aggiornamenti? 0-0. Tutti 0-0 a parte uno è lì, tutto il 0-0 a Campodarseno. parte appunto la il Campo d'Arseno. Campodarseno che sta vincendo. Tra poco tante cose bellissime, continuate a giocare al gioco 1x2, ricordiamo si gioca sull'Udinese, sulla Triestina, l'Udinese contro la Lazio, la Triestina in casa contro l'Unione Arzichiampo e tra poco il gioco con Giorgia, anzi il gioco su Giorgia. Pubblicità! Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia, con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Riposare bene è alla base della tua salute. Al centro specifico del sonno, tutti i migliori prodotti Dorelan a prezzi competitivi, i migliori della regione. Letti, materassi, reti, guanciali, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Altro che lavasecco, Crystal è un vero e proprio scrigno di proposte per voi. Lavanderia wet cleaning e tradizionale, riparazioni sartoriali con rimessa a modello, lavaggio tappeti e capi in pelle, distribuzione detersivi liquidi Sapo Spina, specializzati nei cambi stagione e nel lavaggio abiti da cerimonia. Crystal, oltre che lavasecco, un vero e proprio laboratorio per voi.
Il giorno più bello della tua vita, adesso ancora più entusiasmante. 1000 Bisù ti propone tutti gli abiti da sposa, i più belli, tradizionali, moderni, alternativi, con il 50% di sconto. E poi gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. Tutto a metà prezzo. 1000 Bisù a San Giovanni di Casarsa. Potenza, qualità, suono. Personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti nell'Hi-Fi Car. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Una scelta incredibile, prodotti genuini, sempre freschissimi. Le nostre pizze, sempre più buone, sempre più numerose. Al Buon Gustaio, una varietà incredibile di pizze per soddisfare qualsiasi palato, con diversi impasti ed in diversi formati. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Inoltre prepariamo pranzi o cene per asporto o anche solo qualche pietanza richiesta. Al Buon Gustaio, più buono di così. E bentornati a Gran Fiume, qui c'è un clima veramente da festa, elettrizzante, vero Silvano? Insomma, diciamo di sì. Ci stiamo divertendo. Abbiamo ballato noi in questa pausa pubblicitaria e nel frattempo ci hanno raggiunto Andressa. Andressa e la dottoressa Grace. Grace Cicero, buon pomeriggio, Grace grazie Cicero. di essere qui con noi. Allora adesso io do un compito a casa, su questa poltrona, a questa splendida donna che, caro il mio maestro, è una nutrizionista nonché una preparatrice di fitness. Ma io la vedo più a lui come... serve sicuro. Aspetta, io la vedo più come psicologa. Beh, ma in effetti anche quello fai, è no, esattamente Grace? un primo lavoro, essere psicologi dei clienti che supporto in questo percorso. Tu adesso studia la fisionomica, che si può dire a quest'ora, maestro? La psicosomatica del maestro. Del maestro. E nonostante l'età, no? Che insomma, diciamo ha passato 35 massimo. No, ha leggermente passato i 40. Ha passato i 40 e gli fai una scheda, così. Sì. Alzati un attimo così ti vede anche, grazie. Vieni davanti al piano, ecco. Facciamo vedere tutta questa scena veramente... Ho una bioimpedenzometria incorporata, pertanto sono in grado di... Una scena antitelevisiva. Va bene? Il posing è perfetto. Il posing Promosso. è perfetto. Anche il selfing? Anche il selfing. Anche il selfing, benissimo. Allora, Bene, visto che parliamo del maestro, cosa dici di ascoltarli suonare? Volentieri. Perché Allora sono- aspetta prima. No, esatto, fermi tutti, Carlo Luna con gli aggiornamenti. Vai Ovvio, Carlo. perché sennò non sono io. Allora, in Lega Pro, 27esima giornata, grazie anche alla Valletta oggi, Albino Leffe che vince con l'Ancona 1-0, mentre in Serie D, grazie, un altro risultato cambiato, il Vigasio che perde in casa con l'Este 1-0. Allora, Io ho svoltato la giornata allora, oggi. io chiederei da ora in poi, abbiamo solo altre 12 domeniche. Allora, Giorgia che viene sempre a commentare l'Udinese e Eleonora che viene a girare le pagine a Carlo Luna, così almeno E siamo io ho a posto. svoltato la giornata. Così siamo a posto, no? Oppure li compriamo un tavolino. Esatto. No, ma ci sono i tavolini che non si possono mettere No, in davanti. questo caso c'è, lo sto osservando l'artista, la Katia,
sta lavorando intensamente e non vedo l'ora di vedere il risultato. Ecco, Anche perché se si E di inquadra la mangiarlo torta anche Carlo, credo tu abbia voglia. No, No, ma queste sono opere artistiche, secondo me. Ma Carlo si mangia, Io non mangio si dolci. mangiano queste. si mangerebbe anche un Van Gogh, anche. secondo me. No, ma non perché non sono alimentari, no? Perché sono talmente belle che mangiarle, no? È come un peccato. No, no? io non mangio dolci, quindi. No, io neanche. Se l'ha fatto di pizza, sì. Allora, aspetta che io faccio il valletto, vado da questa stordita dell'Alessandra Giubilato, le do una mano, Grazie, prego. Gigi, grazie. Ecco, lei si metta qua. Facciamo come a San Scemo, perché io, ecco, le va bene qua signora? Posso spostare? Va bene così, prego. Ecco, allora, maestro, è tutta tua la scena. Sì, noi volevamo, siamo un po' così con le voci. Di bene, di bene. Noi volevamo savoir. Noi volevamo savoir che, insomma, ieri sera abbiamo fatto una serata al Due Lune a Mazzure, un Bellissimo. ristorante dove si mangia benissimo. Sì. E abbiamo le voci un po' rovinate, Aspetta. ma noi andremo ad eseguire, dimmi, No, un siccome brano. ci un brano guardano che... in tanti in Russia, adesso lei ci traduce. Sabino ieri sera era a Marsure a cantare al Due Lune. Вчера он пел в Марсуре. Cos'è che ha fatto? A suonare al Due Lune. Играл. Igrao! La sapevo anch'io quella, Igrao, che vuol dire suonare. Perché mio papà ha fatto purtroppo la prigioniera russa e ogni tanto mi raccontava. E Due Lune come si dice in russo? Две луны. È uguale. Sì, две. E invece è Carlo Luna in russo. Sì, Carlo Luna. Ce n'è una sola. No, perché in inglese... È il nome. No, in inglese si dice Charlie Moon. Charlie Moon. E Carlo in russo... Luna in russo come si dice? Luna. Uguale. E Carlo? Ma Carlo sarà sempre. Carloschi. Carloschi, va bene. Carloschi Lunoschi. No, perché è bello l'americano, no? Charlie Moon. Sì, è vero. Charlie Moon È bellissimo Charlie Moon, Carlo Luna. È il nome artistico. Sì, sono d'accordo. Sì, d'accordo anche Silvano, e quindi siamo tutti contenti. Sono d'accordo, mi viene come prima, mi dà un po' di botta. Cambio no. Io la dico sempre di sì, non sbaglio mai. Ecco, allora... Come educo bene i miei Valletti prima della trasmissione. Assolutamente, maestro. Non dire mai di no perché sono botte, va bene. Scusa, potresti staccare un attimo su di me perché volevo anch'io salutare la moglie di Silvano e mandare un bacio alla moglie di Silvano. Mua. Ecco. Mua. Si chiama Mary, maestro. Mary, tranquilla che lo curiamo noi Silvano perché oggi è un po' acceso. E allora noi volevamo andare ad eseguire un bellissimo brano della PFM, un brano degli anni 70 e questo Dove brano, tu eri ancora giovane, questo è bello. Esatto, lo vogliamo dedicare alla psicologa, no? Alla nostra psicologa che è stata molto Grace. carina con me. Il brano è Impressioni di settembre in una interpretazione un po' diversa da quella che era il classico della PFM e cantata da Alessandra Giubilato. Quante gocce di rugiada attorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde, tutto intorno ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba, e leggero il mio pensiero vola e va, ho quasi paura che si
sul prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono adesso non lo so. Sono solo in cerca di me stessa. No, cosa sono adesso non lo so. Sono solo il suono del mio passo. Ma intanto il sole tra la nebbia filtra già. Il giorno come sempre sarà. Non si dice brava. Non si dice brava. Allora io faccio il falletto come al solito. Prego Mara. Bene, Sono elettrico io, cara. Carlo, qualche aggiornamento? No, non ne ho aggiornamenti neanche per quelli che ti riguardano da vicino, sempre 00. Va bene. Allora abbiamo dei messaggi se vuoi. Anch'io ho dei messaggi. Allora, aspetta la lettrice ufficiale dei messaggi, la Sabrina. Eccoci qua. L'ultimo. Buongiorno GP, prepara il prosecco che sta arrivando, un saluto dal Pascià. Aspetta perché non hai... Scusami Giorgia, intanto è cominciata anche la Lazio, è Udinese. Se aggiorni, ecco, torna a dire. Un saluto dal Pascià Futsal Club. Ecco, gli amici di Cordenons, ciao amici del Pascià di Cordenons. E poi un altro messaggio che interessa molto la Cinzia e Peter. Complimenti per la trasmissione, volevo chiedere a Cinzia e Peter come si fa per iscriversi al concorso. Grazie, ciao Stefania. Dalla foto è una gran bella ragazza. E quindi? È molto semplice. No, tu forse vedi... non si può dire come ci si fa ad iscrivere perché ci si scrive con te, Gipi. Per cui... No, ti stavo dicendo, qua c'è il numero in sovraimpressione sotto Carlo, vedete? Sì. Ecco. No, voi chiamate quel numero che è la redazione di Pordenone, uscite a cena con me e poi vediamo se è il caso di iscrivervi. Funziona così, vero? Non funziona così. Per iscriversi al concorso, se posso rispondere alla ragazza, posso? Certo, assolutamente. Ecco, basta andare nel sito. No, parla, fai. Basta andare nel sito Un volto per fotomodella, www.unvoltoperfotomodella.it e iscriversi tramite mail tranquillamente oppure scrivendo al numero di telefono che trovate sulla pagina Facebook Un volto per fotomodella. Ecco che poi sabato, un'occasione per questa ragazza se vuole già conoscervi, se vediamo cosa succede sabato 4 marzo al Pascià San Vito da Tagliamento, eccolo qua la schermata dei nostri amici Peter e Cinzia, Elite Girls al Pascià, martedì 4, Cinzia. No, martedì 4, è sabato 4. Sabato 4 è marzo, scusatemi, vabbè. Sì, è sabato, vabbè. È perché Facebook mette in marzo 4 e vabbè. Perché in americano si mette la data, no? Sabato 4 sì, no, sarà una serata carina. Allora, vediamo, lasciamo in sovraimpressione e ci racconta Cinzia che cosa succede in questa serata al Pascià, del nostro amico Silvano ovviamente. Sì, allora appunto da Silvano faremo al Bar Pascià San Vito al Tagliamento questa serata casting. Una serata molto divertente comunque dove le ragazze parteciperanno in una maniera diversa, non facendo sfilate o cosa, ma comunque un cast. Ma cosa fanno? Ma si divertiranno. Maria, Si divertiranno, esatto, con noi. Ecco, okay. Puoi venire anche tu, Savino, no? Allora? Vengo. Cinzia cantava Sabino suonava le sue canzoni, non ne usciamo vivi, si scriveva i testi sul diario per sentirli veri. Bravo Sabino. E proprio nell'ora di religione, Cinzia sei fantastica. Oggi è veramente un delirio. E quindi vi aspettiamo tutti al Pascià di San Vito al Tagliamento. Ma tanto
con la fascia. E vinceranno anche una fascia che darà loro. Pensavo che venisse Mara, siccome si vede sempre la fascia per venire in trasmissione. No, io la pancera, non è una fascia proprio. Scusa. Allora vengo anch'io. Ci sono dei risultati cambiati. Quella l'ho vinta io, Attenzione, risultati cambiati, Udinese in attacco, niente, peccato. Comunque, Giorgia, partita bene l'Udinese, la Lazio è schiacciata nella prima metà campo, vero? Sì, ma non sei fiduciosa? non lo so. Beh, fino adesso la partita l'ha fatta l'Udinese, da quello che sto guardando io, o sbaglio? No, è che tu vedi sempre soltanto quello che succede per l'Udinese, è diverso. Ecco. No. Speriamo vada bene e basta. Secondo me la Lazio sta attendendo in questo momento, sta soltanto prendendo le misure, perché non vedo così aggressiva l'Udinese che potrebbe già passare in vantaggio. Poi magari spero di sbagliarmi perché ho giocato i 10 euro. Però... Ecco, anche Sabino ha giocato per l'Udinese. Allora, aggiornamenti. Sì, due risultati cambiati, sempre gli stessi di prima in Serie D. Vigasio Este 1-1 e Campodassico 2 sulla Vigontina. Allora, arrivano messaggi e quindi via da Sabrina. Prego Sabrina. Ok. Asia la tenebrosa, sei bellissima. Grazie. Asia. Chi è questo? Pensa Asia? che è la più timida del programma, vedi tu. Posso fare una piccola intervista ad Asia? No, aspetta un attimo, il bello è che te lo manda una bellissima ragazza, guarda che bella. Che non è lei ovviamente, se volete vi facciamo vedere. Tutto a posto? Sì. Tranquilla, no? Sì. Ma perché sai, nel 2017, vabbè. Aspetta, dopo fai il discorso tenebroso e poi... Bravissima Alessandra Giubilato. Ecco, questa qua vediamo chi è. Non si capisce. Non sai quelle foto che non capisci chi ti scrive, no? Su WhatsApp ovviamente. No, ovvio. niente, non si capisce. Prego Attenzione, maestro. però adesso questa la seguiamo perché l'Udinese in avanti sulla sinistra che scende, ovviamente non so con chi perché Zapata, da qua a là non purtroppo riesco a viene. vedere neanche se aumento col canocchiale. Sono un orbo, mi hai messo a televisione a 6 metri. Scusami, non si poteva mettere più vicino. Vedo io che sono ciecato, Zapata cerca di sfondare sulla sinistra, purtroppo interviene con una spallata regolare. Comunque tira in porta e ha parato No, lui ha cercato di mettere la palla sotto le in gambe centro, e al il portiere della Lazio. Quindi Come c'è si un chiama il gol. portiere della Lazio, Giorgia? Tu sai solo Dusan, basta, va bene? Allora, calcio d'angolo a favore dell'Udinese, seguiamo questa azione insieme, poi abbiamo un discorso... In Serie A c'è il Crotone in vantaggio sul Cagliari. Porca, questo è un risultato clamoroso. Allora, Sì. cross al centro, niente, la difesa della Lazio di testa spazza via, tirazzo da fuori area. Stracoscia si Che brutta chiama. roba questa, hai visto? Si chiama Stracoscia il portiere del No, scusami, ha tirato Badu, non poteva fare altro. Una domanda, ma perché gioca Badu? Tu che capisci di calcio, perché gioca Badu? Ma a me piace come calciatore. Vabbè, allora facciamo un discorso su Asia per cortesia, perché se piace Badu come calciatore, vabbè. No, nel senso, fa anche delle cose buone. Cosa? Non so, la doccia forse, si lava bene. Prego maestro. Ho visto che ci sono dei telespettatori che hanno scritto insomma qualcosina su Asia. Sì? Asia incuriosisce. Da dove arrivi tu, Asia? Da Morsano al Tagliamento. Da? Morsano al Tagliamento. Morsano al Tagliamento. Morsano al Tagliamento. È qua sotto. È un paese, no? Beh sì. Cioè, ma sei proprio di Morsano al Tagliamento? Sì. Perché tu sei misteriosa e tenebrosa. Dici qualcosa, che cosa fai tu? Niente, vado a scuola e... Vai a scuola? Sì. Qual è la musica che ti piace? Un autore italiano che ti piace, che ti fa impazzire? Qual è? Nessuno in particolare. Lo sapevo, capito? Cioè, io vedo lei e vedo un pezzettino della famiglia... Alle spalle. Della famiglia? Adams, no. Della famiglia Adams. Adams, perché cioè, secondo me se io fossi Tinto Brass ti scriverei per un film. Maestro, abbiamo la mamma alle spalle. Ha cambiato, non fa più quei film là. Ma poi non è morto, scusa? No? Non lo so. È vivo. E invece fa parte della famiglia di un volto per fotomodella. Fotomodella, esatto, bravo. Sì, è un complimento e sei veramente tenebrosa e misteriosa. Uno proprio si invoglia a conoscerti e a sapere che cosa hai inside dentro. Allora, Grace, perdonami, qua c'è bisogno di un soccorso. Alpino più che altro. Allora, oltre a un discorso fisico, mentalmente
quali sarebbero le cure necessarie a che tal uomo, insomma, diventi leggermente più razionale? Zuccheri, rigorosamente zuccheri, che sono un ottimo eccitante cerebrale, no? Affinché insomma sia sempre molto pimpante. Occhio però, perché sono succeduti questi picchi così glicemici da dei collassi, per cui avere sempre nel flusso ematico ricorrente carboidrato a rapido assorbimento. Senti che bene che Donne in cerca di guai. Fermo, perché il Tanti Tamai in guai. avanti, 1-0 del Tamai. Quindi, Benissimo, sì. e poi ci arriva un messaggio, Sabrina, che chiedono a Carlo Luna. Buon pomeriggio Giovanni, mi sai dire cosa fa la Triestina? Cosa fa la Triestina, Carlo Luna? Anzi, devo correggere, prima ho detto il Tamai in vantaggio, in realtà il Tamai sta perdendo col Calvinoale 1-0. Ma porca miseria, non puoi sbagliarti queste cose qua. Scrivono i messaggi, non è colpa mia, scrivono i Carlo. messaggi e la Triestina è 0-0. Triestina 0-0. Allora, grazie all'amico che ci scrive per chiederci, tanti che ci seguono da Trieste. Abbiamo qualche problema con lo streaming, eccoci ripartiti. Vediamo se siamo ancora 0-0, mi sembra di sì. Sì. Dicevamo, io vi ricordo, torniamo a far vedere il gioco l'1x2, Lucia, grazie alla regia, perché sono quote clamorose. Come dicevamo, le due partite sono ancora sullo 0-0, quindi non ci sono grandi aiuti dal risultato. No? Vedete, la Lazio è data a 1, a 1,43, il pareggio già altissimo, 4,75, vittoria dell'Udinese addirittura 7,25, la Triestina vincente ovviamente a poco, 1,60, pareggio abbastanza alto, e la vittoria dell'Arzichiampo a Trieste 3,5, scusatemi. Chievo in avanti col Pescara, ma non cambia niente. Cosa Pescara, scusami? Sì, Pescara perde col Chievo. Pescara perde col Chievo, vabbè, sono aggiornamenti da dare. Dicevo, si vincono 6 bottiglie di vino, continuate a giocare, già in tanti state giocando a questo numero che vedete in sovraimpressione, continuate a giocare perché da tante settimane, attenzione l'azione avanti, mamma mia che rischi ragazzi, Giorgia, si comincia a ballare a Roma. Vabbè che carnevale, ma non serviva a ballare così a Roma, Vabbè. Ringrazio sia Carnesis come portiere. Ecco, si comincia a ballare a Roma, Carnesis, vedete, ha tirato via la mano, meno male che la palla era fuori. Allora, dicevamo, Sabino, che oggi c'è un nuovo gioco. Sì. Perché la nostra amica Giorgia, che non sa, Mara, che tu sai benissimo di che gioco stiamo parlando. Certo. Penso che sia una cosa che scotti, perché prende tempo, Quando Gipi prende tempo, Dovresti farci un sottofondo musicale allegro ma nel contempo serio. Allegro ma non troppo. C'è un Vivaldi, ci sta. Ma che roba è? Ma che sei? Ma Sara, ma cosa sta suonando? È l'inno. Ma per l'amor di Dio, no, una roba seria ho detto. Appunto, è più serio una cosa dell'inno. allegra ma anche seria. Un'allegra ma anche seria, no? Perché noi sappiamo che la nostra amica Giorgia prima si era infatuata di Dusan Basta, adesso di Stipe Perica, ma in realtà è una bellissima ragazza, no? Però mi piace perché, oltre ad essere molto bene, è un'appassionata di calcio. E allora noi vi facciamo una domanda che penso potrà sconvolgere il vostro pomeriggio, sicuramente vi farà pensare a lungo. Se la regia ci dà la schermata, eccola là. Preferite Giorgia Dusan Basta Stipe Perica con Stipe Perica o single? Questa è la domanda del pomeriggio. Una domanda molto seria, vedete a sinistra, nella foto a sinistra votate. È con Stipe Perica. Allora calcolate che mamma mia cosa ha rischiato l'Udinese ancora. Nella foto a sinistra è con Stipe Perica, guardate quanto Stipe Perica è oltre 1,90 mi sembra. Anche un po' di più. Anche un po' di più, guardate lei, cioè è lì. Invece a destra, in una delle bellissime serate con Cinzia e Peter quest'estate, dove è single. C'è un grandissimo premio che però vi diamo più tardi, no? Vi diciamo più tardi che premio c'è a insindacabile giudizio dalla nazione di Pordenone, a seconda delle vostre risposte più simpatiche. Vincerete questo premio, ma dovete dirci perché lei dovrebbe stare con Stipe Perica o perché dovrebbe stare single. Ad esempio, Sabino, secondo perché te lei... il papà potrebbe picchiare il fidanzato. Sì, secondo me lei... papà è grande, ma Stipe Perica è grandino anche lui. Adesso. Giorgia. Allora, secondo me la vera storia di Giorgia è questa. Ti hanno vista bere alla fontana che non ero io. E la chiudiamo qua. Ti hanno vista spogliata la mattina, birichina, biricon, stirippa. Questa è la sua vera storia, Poi non vado avanti perché... Allora, cominciamo questo sondaggio che è assolutamente importante perché noi dobbiamo capire da due donne d'esperienza, nel senso che loro girano l'Europa
in quel senso esperienza, non vecchie. Wow. Sara, insomma, Alice dai, o Alice sul Sara vecchio. che dir si voglia, indifferente. Secondo te quella splendida ragazza è meglio con Stipe Perizza o meglio che rimanga single? Ma rispondo io per lei. Lei pensa che è meglio che rimanga single? Perché vuole andarci lei? Esatto, sì. Ma guarda che Stipe è tanto giovane, eh. Ah sì? Allora va bene per Alessandra. È del 95. Scusa. Prego, Carlo. Sì, no, il Montebelluna sta vincendo 1-0 col Carini Pievigina. Ai, cara Cinzia. No, chi ha segnato, sappiamo? No, non c'è ancora il marcatore. Non me lo dicono, però fra poco te lo vado a cercare. Vabbè. No. Ecco, la Valle. Non me lo danno ancora. No, vabbè, sì, arrivano un po' più tardi Che quelli. culo che hai, Carlo. In che senso? No, guarda che non è Carlo per te, era in televisione, non era lui. Allora, quindi no. tu saresti diplomatica, mentre lei ha detto, se è giovane me lo prendo io in dialetto veneto. Ti ho sentito benissimo. No. Guarda che il mio... non ci vedevo. Il mio apparecchio otoacustico funziona benissimo. Il mio invece no. Il tuo no, si Il sa. mio si sa. Allora, Invece è Giulia. Giulia, bellissimo nome. Gli occhiali sul naso. Secondo te, una giovine ragazza come la Giorgia, Beh, non è un brutto ragazzo, però deve sentirselo lei, insomma. Sì, dai, ha detto meglio single, dai. va bene, allora. Il papà esulta nel Single. frattempo. Sì, Il papà Più esulta. libero per le sfilate. allora, Il papà Asia. Con lui? Con lui? Questa Motivo? risposta Il mi calciatore ha un sacco Qui di esulta, soldi? qui esulta No, lei. sono carini insieme. Sei per? Sono carini insieme. Siamo carini insieme? Mi piace questa risposta. Beh, io conosco la vera motivazione di Asia comunque. Lei dice meglio con lui così una in meno che circola. Allora, adesso lei ci dà il suo commento però rigorosamente in russo, che sapete che Stipe è croato, ma il croato deriva comunque dal russo perché è sempre una lingua serba. Quindi tu adesso parli in croato tranquillamente, per gli amici che ci guardano dall'Istria e dalla Dalmazia, che ci vedono anche là. Secondo te lei, single o con Stipe Perizza? Зависит, как она хочет. Ecco. Vodka. Sì, beh, ci sta. Hai capito, Giorgia? Sì, ci sta. No, adesso, visto che ha detto che sa russo, traduci, scusa Alessandra. Metti vicino al microfono. Зависит от ее мнения. Как она хочет. Как она хочет. Sai che si usa il microfono come quando si canta, è uguale, Parla piano. Alessandra non si tiene solo in mano, lo si avvicina alla bocca. Il microfono. Dillo piano. Как она хочет. Или как ей лучше. Sì. Quindi? Come vuole? Ah, come vuole? Non ho detto nessuno dei due. Ah, come Volevo lei fare rimane figuracce col microfono. diplomatica. Invece, secondo te, allora, a parte no, torniamo a vedere la foto, no? Anche per gli amici a casa. A te piace Stipe Perizza? Di no. Di quello che vuoi. No, devo dire di no. No, di quello che vuoi, dai, scherzo. Non è male. Occhio che scatta la rissa. Ti conviene di no. Sì, anche perché non è male in presenza della fidanzata, è una cosa. Non è fidanzata. Non sono fidanzati, è un gioco, hai capito? Siccome Però lei vorrebbe. No, non si sa. Il papà no. Siamo noi. Ho capito. Lei infatti inizia ogni frase, Giorgia, la inizia con boh. Perché lei non sa ancora. Esatto. Nel frattempo, com'è, visto che tu sei No, una no, commentatrice, è che com'è boh, è il fidanzato americano. Com'è a Lazio? Com'è a Lazio? Non ho guardato in questa... Ma ti ho detto che devi guardare tu la partita. Ero presa. Si sta parlando di C'è lei. il pareggio dei Carini Pievigina. Ecco Cinzia! Dai! Va bene. Allora, tra un po' riassumiamo naturalmente tutti i risultati perché... 3. Ecco. Comunque il Tamai è sotto per calcio di rigore, quindi discuteremo molto, credo, no? Allora... Messaggi? No, vuoi leggere anche gli aggiornamenti? Oddio, è lunghissimo. Esatto, quindi non li leggiamo, lo facciamo fare a Carlo. C'è la pausa? Allora, noi ci fermiamo perché sono le 15:21. Scusa, ma è tornato fra noi Enzo Ferrari. Riprendilo, guardalo. Enzo Ferrari, là. Enzo Ferrari. Enzo. È lui, è ritornato. Allora, chi mi scrive un messaggio per dire che andiamo in pubblicità? Che lo legge... La lancia il mio balletto. La lancia lui la pubblicità. certo, Ok, sì. Silvano. Pubblicità. Non si fa così. Dove devo vedere? Guarda là. Là. Andiamo avanti? No. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Pubblicità. Andiamo avanti. Bene?
Ma scusami, no, scusa, ho un dialogo. Allora, tu, no, adesso, giusto per dire, no? Attenzione, telecamera. No, giusto per dire, no? Allora, lei mi dice, alzando così, no? Che significa pubblicità, e adesso mi chiedi pubblicità? Perché di solito tu temporeggi, poi c'era Sabino che chiedeva di inquadrare un personaggio particolare. Enzo Ferrari, ma mi stavo godendo la scena dei cameraman che non lo ascoltavano e quindi mi sono distratta. Perché il regista stava c'è un signore, se volete, che assomiglia a Adriano Celentano. Adesso, anche. Scusi, mi spieghi perché i cameraman, cioè proprio Adriano Celentano, guarda. Abbiamo anche Adriano, non mi cagano neanche di striscio. Perché il regista sta guardando un'altra Allora, voi pensate che sono 22 domeniche che giro con questi due qua, a parte gli altri che sono bravi, ma con questi due qua, ma vi rendete conto? C'è la pubblicità? Partiamo. Andiamo in pubblicità, dai. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Riposare bene è alla base della tua salute. Al centro specifico del sonno, tutti i migliori prodotti Dorelan a prezzi competitivi, i migliori della regione. Letti, materassi, reti, guanciali, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Altro che lavasecco, Crystal è un vero e proprio scrigno di proposte per voi. Lavanderia wet cleaning e tradizionale, riparazioni sartoriali con rimessa a modello, lavaggio tappeti e capi in pelle, distribuzione detersivi liquidi Sapo Spina, specializzati nei cambi stagione e nel lavaggio abiti da cerimonia. Crystal, oltre che lavasecco, un vero e proprio laboratorio per voi. Il giorno più bello della tua vita, adesso ancora più entusiasmante. 1000 Bisou ti propone tutti gli abiti da sposa, i più belli, tradizionali, moderni, alternativi, con il 50% di sconto. E poi gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. Tutto a metà prezzo. 1000 Bisou a San Giovanni di Casarsa. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure.
Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Una scelta incredibile, prodotti genuini, sempre freschissimi. Le nostre pizze, sempre più buone, sempre più numerose. Al Buon Gustaio, una varietà incredibile di pizze per soddisfare qualsiasi palato, con diversi impasti ed in diversi formati. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Inoltre prepariamo pranzi o cene per asporto o anche solo qualche pietanza richiesta. Al Buon Gustaio, più buono di così. E rieccoci in onda, io e Silvana, il mio balletto di questa domenica. Sono aperti i casting per il mio balletto della prossima domenica. Chi vuol farmi da balletto può mandare un messaggio al numero che fa impressione, poi Cinzia li selezionerà per me. Il più bello farà il mio balletto ogni domenica, vero Silvano? Certo, si confermo. Bene, allora non abbiamo neanche aggiornamenti di calcio in questo momento. Possiamo cantare una canzone? No? E allora cosa facciamo? Beh, vuoi far salutare qualcuno? Caro. Salutiamo Gianni Devi fare la cremata. e gli amici dei calciatori del Fenigola. E Danilo e gli amici della... Bene, siamo pronti a aggiornare qualcosa, Carlo? La mia valletta qui mi dice di sì. Ok. E quindi adesso vado a vederli. Va allora, bene. Ma in realtà non le avevo Benvenuto Giovanni all'altra domenica! Chi? GP. Volevo fare una carambata, la facciamo dopo. Va bene, ok. Allora, quindi non abbiamo niente di pronto. Che la carambata. No, avevamo degli aggiornamenti, sentivo da lontano. Nel Sì, frattempo ancora esatto. la Lazio davanti. Mamma mia, cosa si balla! Giorgia, si balla! Diciamo che se vince l'Udinese sono ben guadagnati i soldi. Giorgia? Sì, sono un po' in ansia. Giorgia è in ansia, anche perché stanno già arrivando messaggi per te, Giorgia, quindi ricordiamo, dopo li facciamo vedere dopo. Allora, aggiornamenti. Serie D, sì, dai, velocemente. Quindi Belluno Alto Vicentino 0-0, Tamai che perde in casa col Calvinoale 1-0, Verona Cordenons 0-0, Montebelluna Carini Vigina 1-1, Vigasio Este 1-1, Abano Legnago 0-0, Triestina Unione Azzicchiampo 0-0, Mestre Feltre 0-0 e Campodarsego 2, Vigontina 0. Per quanto riguarda la Lega Pro, sì, c'è solo un risultato cambiato, che è quello dell'Albino Leffe Ancona 2-0. Tutti gli altri fermi sullo 0-0. Serie A, abbiamo Chievo Pescara 1-0, il Milan che vince col Sassuolo 1-0 con gol di Bacca. E c'è un rigore sbagliato per il Sassuolo con Berardi. Crotone che sta vincendo col Cagliari 1-0. Questi risultati per l'eccellenza, tutti fermi sullo 0-0. Altro basta, stop. Ecco, nel frattempo ci hanno raggiunto 4 ospiti nuove, come vedete a fianco a me. No, sono quelle di prima, sono solo cambiate. Sono quelle di prima. Hanno solo cambiato l'abito, GP. Su. Allora ci hanno raggiunto 4 abiti nuovi. 4 abiti nuovi, va bene. Allora, aspetta che devo andare da Sabrina, perché ci sono dei messaggi da leggere. Allora, Sabrina, questo è molto bello, leggilo. Buona domenica al GP e tutta la banda. Viva le belle ragazze e sempre forza Juve, sempre più in alto. Grazie. Tanti saluti al Babu e al Buz. Ciao da Mauro, il principe del giardino. Mauro, il principe del giardino, che è un nostro assiduo ascoltatore. Poi ancora andiamo sui WhatsApp. C'è anche un audio. Non c'è mai un messaggio per me, mai. No, per te no, guarda. Scrivete anche per perché me, a quest'ora... telespettatori, scrivete anche a me. Sabino, non scrivono a me che sono qua da 22 domeniche. Maestro, a casa Serena a quest'ora sta facendo la pennica. Allora, vediamo un messaggio. Buon pomeriggio Giovanni. No, non è questo, scusami, ho sbagliato. Dove non cavolo fa leggere è? le cose private. No, aspetta, eccolo qua perché sono 2. Io dico Giorgia con Stipe perché a chi altro lui può dedicare dei messaggi come questo? E vorrei lanciare l'hashtag Giorgia con Stipe. Ecco, bellissimo. Poi c'è un messaggio audio, vediamo vediamo cosa dice intanto. Usiamo le casse di Ovidio in casa. Sì. Se non si sente, Vediamo, vero Ovi? Non si sente. Allora, vediamo
Proviamo? Tecnologia, innovazione. Proviamo. Da che parte è? Qua? Aspetta, vediamo se si sente. Ciao Giorgia, salute di Stipe. Riconosci? Sai chi è? Sì, Sì, quando mia zia una volta è andata in trasferta e si è fermata alla squadra in autogrill e quindi gli ha fatto fare un audio a Stipe in cui mi saluta. Ah, quindi questa è la Stipe? Sì. Un applauso perché addirittura un messaggio da Stipe, tanto che non ha niente da fare a Roma in panchina, ti ha mandato un messaggio vocale, giustamente. Grace! Ah no, hai il microfono tu, è inutile che mi porti il microfono. Secondo te lei è meglio? Lei chi? Specifica che ci sono tantissime bellissime ragazze. Giorgia, Dusan, Basta, Stipe, Periz, Pugliatti. Sta meglio da sola o single? Allora, No, per la sua no, salute, single. per la sua salute io Sì. le suggerirei, insomma, no? Non avendo bisogno di doversi completare con accanto nessun altro, Senti single. come parla bene. Oh, Grace parla Single, benissimo. sia per la sua Forbita. salute che per la sua, insomma, no, priorità a livello di bellezza, perché altrimenti verrebbe un pochino meno, no? Accanto, insomma, per quanto calciatore o... Che poi ti hanno spento il microfono? Perché gli hai spento il microfono? Parla. No, parla. Ha abbassato soltanto il volume della se- cassa. Vai Se tranquillo. no la cassa entra il microfono e fa Canto tutto un come effetto la ragazza, Dio se no, intorno alla ragazza. Non ho capito niente. Se quando l'audio esce dalla cassa, in TV e in radio, oltre al fischio, c'è un altro effetto che si chiama papa. effetto halo. No, si chiama effetto papa. C'è un effetto Dio, un riverbero naturale fatto dalla voce che rientra nel microfono, che rientra nel microfono. Quindi ci scambiamo di sedie? Tra l'altro lei spinge bene dentro il microfono, quindi esce molto e fa questo effetto Ho capito. Dio. Allora, che... io Dobbiamo sto rincorrere così. l'audio, No, io sto così. No, ma poi alzati perché Giorgia è bella vederla in piedi. Perché non ti avevi tempi. Ecco, Scendi. perché non c'eri domenica prossima. Scendi. va. Scendi da questo corpo. E calcola che Stipe è più alto di lei. Ecco, quindi problemi di altezza non ci sono. Però se a fine stagione si mettono insieme, vogliamo una percentuale qua. Cioè, non è che, voglio dire, cioè qua. Ecco. Nel frattempo andiamo dalla me. Guarda che bella cosa. Mamma mia. Falla vedere verso la telecamera che è quella là. Questa qua. Guardate, esatto. Ti fa il primo piano. Guardate che bello come si sta creando. Assomiglia a Alessandra, Assomiglia a Alessandra Calva. Sì. Calva, però. Alessandra GP. Guarda Alessandra GP. Guarda che il microfono lì, Alessandra. Oh, ma No, ma non mi piace. No, non stavo parlando. Parlavo tra me e Alice e Sara. Sì, ma ti ricordo che siamo in televisione e quindi è brutto vedere persone che parlano senza sentire. Dipende cosa dicono. E allora non parlare. Dipende dall'effetto papa, Carlo. Anche. il famoso effetto papa di cui prima. Allora invece Laura, tu che sei una grandissima artista, no? Che sai disegnare molto bene, eccetera, mi tornate a far vedere la foto sempre di Giorgia? È il tuo tormento oggi pomeriggio, Giorgia. Secondo te, tu che sei, essendo una brava illustratrice, no? Disegnatrice, tu riconosci subito i dati sommatici, verrebbe bene un ritratto tra loro due o secondo te lui è troppo brutto rispetto a lei? Vedi te. Dipende dalle esigenze, verrebbero bene insieme sì. Verrebbero bene? Secondo me lei disegnerebbe solo lui. Sempre. Come, scusa? Singolo è meglio sempre. Attenzione, cioè tu dici che sarebbe... C'è il pareggio del Cagliari in questo momento. giusto per rompere i maroni. 1-1 e c'è un corner da seguire per l'Udinese molto importante al 33esimo. Giorgia, guarda. Attenzione perché l'Udinese quasi in gol. quel portiere che non riusciamo a nominare. Che nome ha, scusa? È quello albanese? Aspetta, te lo ripeto adesso, si chiama Stracoscia. Non è come si chiama così? No, guarda che non è quella che è alla tua sinistra, il portiere. Scusa, Tu sei condizionato. E il Belluno è in avanti con l'Alto Vicentino 1-0. Quindi Belluno Sono sta vincendo? campione di cambio discorso, lo vinco io oggi. Quindi sta vincendo il Montebelluna sull'Alto Vicentino. Al Belluno sull'Alto Vicentino. Quindi Montebelluna, Carelli, Pivigina, perché c'è un derby in famiglia tra Cinzia e Eleonora. Sono ancora 1-1. Tra poco vediamo gli altri aggiornamenti. Ma non era lì Cinzia prima?
Sì, ma vedi, adesso Cinzia si è materializzata Cambiando qua. l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, quindi gli ospiti sono sempre quelli anche se li cambiamo No, ma di sedia. dovete sapere che a una certa età, io e Carlo Luna oramai siamo entrati in quella fase. Io ti sto raggiungendo. Ogni cambiamento di certezza dà confusione, no? Certo. Allora, avendo cominciato la trasmissione con Cinzia di là, lui si trova Cinzia di qua E va in paranoia. e comincia a sbarellare, È capisci? Lucia che sta usando il teletrasporto, capito? Ci fa gli scherzi. Venezia in vantaggio sulla San Benettese 1-0. ma perché? Carlo, basta col calcio, dai, Ma mica una no, ma trasmissione dobbiamo darlo, calcistica, perché- due palle con sto Sappi che calcio, dai. poi ci mandano i messaggi che non mandiamo in Sì, no, gli amici a casa vogliono anche ascoltare giustamente gli aggiornamenti, quindi male per il Pordenone, perché Venezia allunga ancora, speriamo che domani sera facciano una grande prestazione. Isabella, tu con i calciatori come sei messa? Male, nel senso che non ti piace il calcio, che ti hanno preso a pedate, ti hanno fatto fare la palla, non lo so, perché male? Non ti piace il calcio? Oh, finalmente c'è un risultato in eccellenza. No, beh, a parte gli scherzi, appena parli con una ragazza ti interrompe, è dopo incredibile. 36 minuti finalmente in eccellenza si segna ed è il San Luigi in vantaggio sulla Gemonese. Quindi un risultato abbastanza clamoroso. Esatto, San Luigi Gemonese 1-0, gol di Pirello. Isabella, se lo senti ancora parlare, dagli uno scappellotto in testa. No, lo facciamo fare dalla Sabrina che è più vicino. Anzi, visto le scarpette che ha Sabrina, una puntatina, visto le punte delle scarpe di Sabrina. Quindi tu Però mi piace giocare, no? ti piace giocare? Attenzione, scandalo l'altra domenica, a Isabella piace giocare a calcio. Calcio a 5. No, davvero? Sì. Ti piace giocare a calcio, Isabella? Dovevi fare qualcosa tu, Cioè, Qualcosa del calcio, Che cioè... cazzo ne so? non l'ho ancora imparata quella là, cioè, no. Dai, Io invece a Isabella farei... Niente. Va bene. Quindi tu, no calciatori, sì calcio. Sì, dai. Ecco. Ma hai provato a giocare? No, cioè, Sì. quando ci gioco, quando mi capita, mi piace. Vabbè, ma sai che ci sono squadre di calcio sì, femminile? lo so, ma volevo farlo, però no. Si sa anche poi le squadre di calcio femminili che è divertente giocare, no? certo. Maestro? Soprattutto calcio a 5. Certo. Allora, io ho avuto il piacere il piacere di giocare contro una squadra di calcio Attenzione, si fa male femminile. qualcuno dell'Udinese? No, ha preso un calcione. Widmer? No. Sì, Yankto. Ma ha preso Scusa, un come si chiama il portiere dell'Udinese? No, della Lazio, Stracoscia. Stracoscia. No, ho avuto il piacere di giocare bellissimo. contro una squadra femminile. Picchiano come fabbri. Cioè, altro che... Cioè, ci avevano avvisato, mi raccomando, non giocate piano, qua e là. Ci hanno picchiato come fabbri. Altro che... Ha fatto bene. Cioè, Confermo che il portiere della Lazio si chiama Stracoscia. Sì, non è, ma non è perché condizionato pensate che- dalla sua No, sinistra, no? è cioè, ma no, è pensavate vero, che vi prendessi in giro? No, in effetti hai ragione però, perché guardando Eleonora, scusa, dalla sua postazione, quello si dice, no? Allora, se ci fosse stata seduta Asia al Cioè, posto di siete Eleonora, veramente- come si sarebbe chiamato, Carlo, il portiere della Lazio? No, non mettermi Carlo, in crisi, Carlo. se al posto di Eleonora ci fosse stata Asia, il portiere della Lazio, come si sarebbe chiamato? Non lo so, c'è il 2-0 del Crasso sul Lumignac È in questo facile. momento e il 2-0 del San Luigi sulla Gemonese. Carlo, si sarebbe chiamato Mano. Ah, ok. L'ho vabbè, capita adesso- io e lui. Quindi, no. Allora, ripeto. Un applauso a Sabino, grazie. Un applauso. Allora, no. Cinzia, ti ho Si visto che non parlava hai della applaudito. famiglia Adams prima e quindi in mano. Sì, c'ero arrivato anch'io, pensa. Vabbè. Incredibile, ma vero. 2-0 del Gradisca sul... no, del Crasso sul Lumignaco, scusate. Allora, guarda che e devi dargli una 2-0 del mano, San Luigi Non sul combina da Gemonese. solo, devi fare l'assistente Ma no. alle Gio lì, come si chiama? Ce la faccio, stai buono. Ok, ho dato i risultati. Sabino, non distrarti per cortesia con la Alice Sara Salalice. Stavo dicendo una cosa, io non è, cioè, sto prendendo di mira Asia perché veramente sono Fermi tutti. affascinato Ha segnato sua Dimas. No! Ha segnato Sì. Dimas! Ah, grande! Fantastico, Posso abbracciare Mara. il mio valletto in rappresentanza? Sì! Per ha chi è segnato qui mio per la marito prima Silvano. perché qui è per la prima volta Dimas è il marito di Mara. Non è il marito. È il compagno. È il compagno della coppia scoppiata. Ma non si dice in Diciamocelo. diretta, Mara è di tutti, cioè. Aspetta, Grace.
questa affermazione è molto non ne siamo vivi. penetrante. È vero che secondo te Mara è di tutti? Amica di tutti. Amica di tutti. Questa volta mi ha colto impreparata per la prima volta, perdonami. Comunque possiamo dire che quando mio compagno segna, esulta e dedica i gol a Carlo Luna. E sapete come esulta? Ecco. Facendo una specie di luna al cielo. Veramente. Cosa? Si mette tipo in ginocchio, fa tipo una luna e dedicato a Carlo Luna che l'ha sempre seguito tutta la stagione. Ecco perché segna così poco. No, è da quando lo seguo che segna. Quando ha detto se domenica gioco e vinco e segno lo dedico a Carlo Luna, ogni domenica sta segnando. Allora, Quindi qua chi è esperta di brasiliani, scusatemi, è Assa. Intanto 2-0 del Venezia. Porco. Tra poco allora gli aggiornamenti anche della Lega Pro. Vero che tu sei esperta di brasiliani, perché diciamolo? Non perché sei una, ma perché sei brasiliana. Ecco perché è esperta di brasiliani. Allora, mi fate rivedere la foto di Giorgia per cortesia con Stipe? No, giusto così per gradire. Certo. Picchi duro oggi, eh? I brasiliani non hanno la fisionomica, vero Grace? Aiutami. Prego. Non ha la fisionomica di quello lì, no? Perché lui si vede che è un ragazzo... Italiano. No, non è italiano, è croato. Croato, ok. vero? Croato, sì. Sono degli armadi a 4 ante dove dentro ci metti autunno, inverno, primavera, estate. Ok. E avanza spazio. Talmente grandi sono, no? Preferisci quel tipo di bellezza maschile o quella della tua terra, insomma? Allora, io adesso mi sono anche fidanzata con... A chi se ne frega, ti chiediamo che tipo di uomo ti piace, non del fidanzato. Beh, diciamo che Mi piace il suo fidanzato. brasiliano è un bel tipo di uomo, nel senso... E stai con un albanese magari? No. No, non si può dire. Però È il fidanzato mascherato. Fermi tutti. Altro risultato clamoroso, Charlis Muzzane che perde in casa 1-0 col Vesna. Capito? Addirittura. Qua siamo tutti disperati, eh? Beh no, è un risultato clamoroso per le eccellenze. Comunque attenzione. GP, le ragazze sono meglio single che costipate. E questa è inglese. È la perla della domenica del nostro Questa Jacopo. arriva dopo 5 minuti. Attenzione alla Lazio. Mamma mia, questa è veramente fredda, ci porta a meno 20. meglio le brasiliane che i brasiliani, no? Cosa dici? Intendi come mutande? No, No, come uomo. come donna. Scusa, sono d'accordo. Ecco. Ma io non sono d'accordo, sinceramente. Carnaval. A me piacciono di più le ragazze dell'est, ma poi non si era capito. sono gusti personali. Io devo assolutamente correre da Sabrina, assolutamente. Oh, mi fai correre oggi, eh? No, sei tu che hai fatto lo studio, eh? Sei tu che hai fatto lo studio oggi. Prego. Le ragazze di Un volto per fotomodella sono super. Complimenti a Cinzia e Peter e alla trasmissione. Sempre divertente e comunque interessante per i risultati calcistici. Grazie. Bravo Carlo, bravo Carlo Luna. Finalmente che qualcuno... Penso che in 22 domeniche è la prima volta che ricevo un complimento per gli aggiornamenti. Benissimo. Perché di solito mi insultate tutti. Sì, esatto. Fallaccio. Ancora su Jankto, la seconda volta che pestano. Mamma Che mia. pistano. Ma qui l'hanno picchiato. Questo ragazzo ceco, nel senso che della Repubblica Ceca, anche nazionale, veramente gli ha fatto malissimo. La munizione qui ci starebbe. Vediamo. Perché ragazzi, cioè, mamma mia, se questa piede non è a martello munizione- sulla gamba alta, fa malissimo. Guardate che Cioè, roba. Cosa deve fare qua uno per prendere Questo una munizione? secondo me era anche rosso diretto. No, perché qua rosso c'è no. intenzionalità del fallo. Non c'è purtroppo Tao oggi, lui ci avrebbe saputo dire se questo era era da rosso diretto, Giorgia? Rosso magari no, però... Diciamo arancione. Che poi lei oggi, per portare fortuna all'Udinese, ha portato una bellissima maglietta che raccontaci la storia, la faccio Devo vedere dare io. un altro risultato, ahí, perché il Gradisca sta vincendo col Pasiano 1-0. Ma le miserie, proprio sempre storte va a noi. Guardate che bella questa maglia, di quanti anni fa? Dell'anno scorso? Dell'anno scorso. Ed è la maglia del bomber dell'Udinese, eccola qua, Terò. Cyril No, Terò. così. Vediamo se segna magari mentre facciamo vedere la maglia, l'Udinese in avanti. No, porca miseria. Che in milanese vuol dire uomo del sud, eh? Quello è Terong, non è Terò. No, ma leggiamo ancora qualche messaggio. Ma fermi! No, aggiornamenti. Savino, sei fantastico, sei il migliore. I messaggi arrivano a me, non a te. Allora, questa maglia che quasi ti è stata donata?
Cosa? La maglia, raccontaci la storia di questa maglia. Ogni maglia ha la sua storia, ovviamente. Me l'ha regalata mia sorella per il compleanno. Ho capito. Pensate, tra sorelle... No? No, allora, Grace, perdonami. Raccontaci adesso, perché tra sorelle, quando si è giovani, ci si regalano i profumi, ci si regala il fidanzato, passa una serata col mio fidanzato. Sara Alice, non farmi quella faccia, è successo anche nella tua famiglia, quindi no, mai. No, ci si passa il fidanzato, No, pensa che carina sua sorella, sapendo della passione, però ti ha regalato quella di Terò, non quella di Stipe, neanche quella di Dujan. Beh, Dujan ha una vita che non è più a Udine. Era indeciso su quale maglia regalarmi. Sì. E gli ho detto io di prendere questa, perché quella di Stipe vorrei che me la desse lui, però... Sì. Insomma, ti ha regalato solo la maglia. Bravo, lo lanciamo un messaggio, poi magari abbiamo modo di recapitarlo, dove chiedi di mandarti la maglia Stipe, certo? Sì. Un primo piano su Giorgia. Stipe, prego. Stipe. Aspetta che arriva il primo piano. Ok. Il primo piano è passato in secondo piano. Vogliamo riprendere Giorgia? No, questa è Alessandra. Questa canta. Giorgia. Su Giorgia. Eccola qui. Giorgia. Vai. Giorgia, primo piano. Aspetta. Forse. Arriva. Eccola. Selfie. Ok, vai. Tutto per un messaggio per Stipe, vai. Stipe, ciao. Sono una fan fino dal primo anno che sei arrivato all'Udinese e sarebbe carino se mi regalassi la maglia. È un invito a cena anche, aggiungo io. Se proprio tocca. Se proprio tocca. Giorgia, una ragazza nello stipetto. Finisce il primo tempo a Roma. Porte inviolate, Lazio 0, Udinese 0. E vediamo gli altri campi di Serie A, Carlo. Sì, li stavo aggiornando in questo momento. Allora, andiamo velocemente, se si apre Eleonora, la pagina, eccolo qua. Sì, tu devi dare una mano perché No. ha una certa età, hai capito? Ascolta, Carlo, ma hai cambiato per caso gusti? Non vuoi una mano da Eleonora? No, non ho cambiato, gusti. Allora, do velocemente gli aggiornamenti. Genoa Bologna 0-0, Crotone Cagliari 1-1, Sassuolo che perde in casa col Milan 1-0, Chievo Pescara 1-0 e Lazio Udinese, come ha appena detto il buon GP, 0-0. Per quanto riguarda invece la Lega Pro, questi risultati cambiati: Albino Leffe 2, Ancona 0, Alto Adige Modena 1-0, Lumezzane Sant'Arcangelo 0-0, Padova Teramo 0-0 e San Benedetese che perde in casa con Venezia 2-0. Per quanto riguarda invece la Serie D, Belluno Alto Vicentino 1-0, Tamai che perde in casa con Calvino Ale 1-0, Verona Cordenons 0-0, Montebelluna Carini Pivigina 1-1, Vigasio Este 1-1, Abano Legnago 0-0, Triestina Unione Nazicchiampo 0-0, Mestre Union Feltre 1-0, Campodarsico Vigontina 3-1, la Eccellenza Cerlimuzzane che perde in casa col Vesna 1-0, Fontana Fredda Manzanese 0-0, Gradisca che sta vincendo col Pasiano 1-0, Cras Repe Lumignacco 2-1, San Luigi Gemonese 2-0, Tolmezzo che perde in casa col Chions 1-0 e Tricesimo Lignano 0-0. Bene, arriva, non so come mai, ma d'altra parte la vita è bella perché è strana, Grace, no? Quando meno te l'aspetti ti arriva tra capo e collo una cosa che può essere sia positiva che negativa, può essere sia una sorpresa che ti fa andare al settimo cielo, ma può essere che subito dopo sprofondi in un baratro profondo. Giusto. Che poeta. È ciò che succede adesso. Se l'è sognato di notte. Che succede adesso? È ciò che succede adesso. Prego Sabrina. Sabino, sei un grande. Applauso. E questo è il settimo cielo. Ti ho detto. Dai, gliel'ho scritto io. Ma perché quando chiedo io l'applauso è moscio? Applauso da stadio. Applauso da stadio, dai, applauso a Sabino. E quindi qui Giorgia, adesso osserva la reazione del maestro, qui Giorgia si è al settimo cielo. Ciao. Attenzione come prosegue il messaggio. Da Davide. Ecco. Va bene così. Va bene così. Nel senso che l'apprezzamento di un uomo con uomo è molto più sincero che l'apprezzamento di una donna. Ovviamente stiamo scherzando. Però il preambolo, la premessa, Grace, era giusta, no? Giustissimo. Io ho adorato il finale. Cielo. Perdonami maestro, ma ho adorato il finale. Grace, che dire?
io devo cancellare e devo eliminare qualsiasi tipo di equivoco, perché io sono un burlone, un giocherellone, e magari qualcuno da casa pensa che abbia preso di mira Asia. Asia, ascolta, io veramente sono affascinato da te, sinceramente, e non ti prendo in giro. Anzi, la prossima canzone, che è una bellissima canzone di Lady Gaga, mica cantata dalla voce bellissima di Sara Alice Saccon, è dedicata tutta a te, interpretata da noi. Prego, bellissima Sara Alice Saccon, che ci dice, perché prima ha detto quella gran bugia che lei e sua sorella non si scambiano i fidanzati, lo sanno tutti. No, perché mia sorella è piccolina, a me non piacciono i ragazzini. Ah, tu non niente Toy Boy? No. E infatti canti con Sabino. Prego, maestro. There ain't a reason you and me should be alone tonight, yeah, baby. Tonight, yeah, baby. I got the reason that you show me you belong tonight. I need a man with a will, with a wrong tonight, yeah, baby. It's time to feel the rush, to put the down to rise. I'm gonna run to the edge of you, where we can both fall in love. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you. I'm on the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you. I'm on the edge with you. I know the show before we kiss on the other side. Tonight, yeah, baby, tonight, yeah, baby. Put on a shirt that calls me dancing in the flame tonight. It's time to feel the rush, to put the pen to rise. I'm gonna run to the edge with you, where we can both fall in love. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you. I'm on the edge, the edge, the edge, the edge,
Nonostante sia, come potete sentire, raffreddata e provata dalla serata di ieri sera, io gli ho fatto cantare questa canzone che è effettivamente spacca, dice veramente ormai brava. Sei Finali bastardo. di Serie A, primi tempi, vai Carlo. Sì, primi tempi, allora Genoa-Bologna 0-0, Crotone-Cagliari 1-1, Sassuolo-Milan 0-1, Chievo-Pescara 1-0 e Lazio-Udinese 0-0. Ricordo che il Palermo ha giocato alle 12:30 con la Sampdoria 1-1. C'è un risultato cambiato in Serie D, ve lo dico velocemente, Campodarsego che ha fatto il quarto gol sulla Vigontina che è ultima in classifica e quindi partita chiusa. Esatto. Dunque noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco sono arrivati altri messaggi, quindi Sabrina è in pole position per leggerli. Poi avremo con Cinzia e le sue ragazze faremo un piccolo spot moda grazie alle amiche di Golden Point che sono qui all'interno del centro commerciale. Poi cosa facciamo, Sabino? Aspetta, mi è arrivato un messaggio. Sì? Scusa, leggo il messaggio. Sì. GP, ma tu farai outing? Ma anche no. Immagino chi l'ha mandato. Sì? Io. Hai indovinato? Hai indovinato? Sara? No, Mara ha indovinato chi l'ha mandato? Dimmi. No, non lo dico. Lascia stare. Non si può. Prego Carlo. Comunque è proprio. No, niente. Hai ragione. Vabbè. Allora ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco ancora tantissime belle cose qui all'altra domenica, quindi non abbandonateci, pochi istanti E ritorniamo qua con tante novità. Pubblicità. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Riposare bene è alla base della tua salute. Al centro specifico del sonno, tutti i migliori prodotti Dorelan a prezzi competitivi, i migliori della regione. Letti, materassi, reti, guanciali, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Altro che lavasecco, Crystal è un vero e proprio scrigno di proposte per voi. Lavanderia wet cleaning e tradizionale, riparazioni sartoriali con rimessa a modello, lavaggio tappeti e capi in pelle, distribuzione detersivi liquidi Sapo Spina, specializzati nei cambi stagione e nel lavaggio abiti da cerimonia. Crystal, oltre che lavasecco, un vero e proprio laboratorio per voi. Il giorno più bello della tua vita, adesso ancora più entusiasmante. 1000 Bisù ti propone tutti gli abiti da sposa, i più belli, tradizionali, moderni, alternativi, con il 50% di sconto. E poi gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. Tutto a metà prezzo. 1000 Bisù a San Giovanni di Casarsa. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car.
La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Una scelta incredibile, prodotti genuini, sempre freschissimi. Le nostre pizze, sempre più buone, sempre più numerose. Al Buon Gustaio, una varietà incredibile di pizze per soddisfare qualsiasi palato, con diversi impasti ed in diversi formati. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Inoltre prepariamo pranzi o cene per asporto o anche solo qualche pietanza richiesta. Al Buon Gustaio, più buono di così. Rieccoci in studio insieme al mio valletto Selvano di oggi. Sì, confermo, sì. Confermi che siamo rientrati? Sì, certo. Confermi che la trasmissione è interessante? Sì, certo. Bene. Allora, vogliamo conoscere un po' meglio Mayra, sempre dal cast di Un volto per fotomodella. Da dove vieni, Mayra? Io sono di Bassano del Grappa. Ah, e la bevi la grappa? O sei una prosecchista come me, Eleonora? Spritz. Mara, il fatto che Bassano del Grappa non significa che fanno grappa. Beh, però volevo sapere se era un amante della grappa o era una prosecchista, perché l'avremmo inserita nella sfida tra me e Eleonora. Più prosecchista anch'io. Ecco, allora siamo in 3, lanciamo questa sfida a 3 praticamente. Va bene, Eleonora? Ne approfitto per dare dei risultati, perché sono cambiati in questo momento in Lega Pro. Il Padova in avanti col Teramo 1-0, quindi non bene per il Pordenone. E per quanto riguarda il Tamai sta perdendo 2-0 contro il Calvinoale in casa. Sento delle voci che entrano, delle voci fuori campo, sì, che non capisco neanch'io. Però non mi importa. Sa chi Gippi che è fuori, che ho il microfono acceso. Per quanto riguarda l'eccellenza, il 13° in avanti con Lignano 1-0 con il gol di Tomasielic, e quindi Tomasielic, scusate, quindi 13° 1, Lignano 0. Ok, torniamo a Mayra, basta risultati per un secondo. Spegniamo il microfono a GP prima che entri anche quello che non si può dire. Ok. Bene, allora, tornando a noi, tu studi o... Sì, studio, sono al 5° anno di Relazioni Internazionali Superiori. Perfetto. Senti, cosa vorresti fare nella vita? Io voglio studiare per diventare architetto. Ah, sono tutte artiste, Cinzia, alla fine, le ragazze. E famiglia, bambini, fidanzato, matrimonio, ci sono nei tuoi progetti? Famiglia, bambini, sta facendo le superiori. I tuoi progetti. Ah, spiegalo, no? Perché come ma se l'hai tu detto... ascolti le mie domande, Charles. Sì, vabbè. No, il fidanzato. Ascoltate, ma anch'io che spulcio un po' i vostri profili, eccetera, c'era qualcuna che era fidanzata, ritornando al nostro discorso dei fidanzamenti ufficiali, che era fidanzata ufficialmente con un'amica. Io. Tu, ecco, lo ricordiamo bene. Ce la vuoi spiegare? No, è un'amica d'infanzia, quindi dato che coi ragazzi non andava, abbiamo detto. Com'è possibile? No, così? È ironico, no? Sì. Beh, no. È un nuovo... Ricordo che siamo nel 2017, tutto è possibile. Sì. Bene. E poi ci chiamano e ci fanno... Comunque... Bene, senti, ma a te piace ballare? Sì, ballavo, ho fatto danza moderna. Ah, ok, quindi questo sound alle nostre spalle ti entusiasma. Sì, no, fate pure con comodo, la trasmissione è già iniziata. Va bene. Senti Cinzia, dimmi tutto, cara. Ho detto la prossima volta magari la facciamo ballare. Ma certamente, Anche perché è venuta da Bassano.
Esatto, e vogliamo ballare anche io e te, Sabino? Io sarò il prossimo conduttore della trasmissione e volevo ringraziare gli amici Sono contenta, sai, mi piace. Sei contenta? Ecco, Gipi l'abbiamo licenziato, è rimasto in cantina a bere il vino. Devo dire anche, devo salutare gli amici delle vecchie glorie di Sacile che giocano a calcio con me. Ciao ragazzi, mi raccomando in forma, io sono con Mara, sto benissimo. Benissimo. E bene, cosa la pubblicità? Allora, vedi, tu non sai più cosa dire dopo neanche 2 minuti. Dov'è? Qua. Ma allora, No, no, tu no. andiamo avanti. Allora mi avvicino ai cameraman. Caro GP? Allora io Vai sarò via. il prossimo conduttore delle trasmissioni dell'Alta Domenica. Sono un po' emozionato per questo ruolo che effettivamente è importante, ma io sono della scuola del Pippo, il Pippo nazionale, e allora la trasmissione non sarà più ironica, scherzosa, stravagante, ma sarà finalmente una trasmissione seria. Applauso, grazie. Applauso. Non Sabino, applaude posso nessuno. chiederti Allora, la parola nessuno. perché vorrei vedere un attimino Aspetta, Katia? ferma perché ci sono risultati cambiati. Per quanto riguarda il Tamai è 3-0 che sta perdendo e il Cerlins ha pareggiato col Vesna 1-1, quindi importanti risultati per quanto riguarda sia l'eccellenza che la Serie D. Non voglio mica Attenzione. Io torno subito da Grace, attenzione perché un altro colpo di schiena oggi pomeriggio e qua messaggio da leggere. E qua andiamo Sabrina. Andiamo in un Hai dei problemi di memoria di nomi. Magnesio. Sono le 16:08. Magnesio. Allora, accattiamo un microfono perché sapete che abbiamo la lettrice, quando c'è Sabrina, lei è la lettrice ufficiale dei nostri messaggi e quando si sprofonda nel baratro c'è sempre, come dice Fiorella Mannoia, che la vita è bellissima, c'è sempre un momento in cui si torna, no? In alto, in cui si ha un colpo di reni per tornare finalmente... Ti stai incagliando? No, sto cercando di dire una stronzata perché questo è il messaggio che ci è arrivato, ma soprattutto poi Sabrina vedrà da chi ci è arrivato. Prego Sabrina. Complimenti alla trasmissione, soprattutto a Sabino, live, band e le sue super cantanti sono bravissime. E quindi un applauso per Fantastica favore. questa cosa. Ma non è un applauso per favore, grazie. E attenzione perché non è Davide, ma è una bellissima ragazza, molto bella. Ah, si sono scritte loro? No, non sono loro. È anche molto giovane mi sembra, vero? Sì. Dal viso. Sì. Grazie all'amica che ha scritto. A questa ragazza Beh, il merito è di Grace, perché è solo quando c'è lei che arrivano i messaggi per la sono Sabino le persone Live Band. mature. Aspetta perché c'era un altro messaggio. Aspetta. Intervengo io perché in eccellenza sta cambiando tutto. Cermuzzane ora in avanti sul Vesna 2-1 e la Gemonese ha accorciato sul San Luigi, quindi 2-1 del San Luigi sulla Gemonese. Allora, tra poco facciamo un riepillogo anche dell'eccellenza, visto che stanno arrivando un sacco di messaggi. Un saluto alla bellissima Eleonora da Careano. Caerano. Quindi tutto il tuo paese, tutto unito ti saluta, pensa, tutto in un SMS? Sono in piazza che ci stanno guardando in questo momento. Ha messo il megaschermo perché sapevano che c'era E Eleonora. quindi regia, inquadratura, grazie. Non a me, perché vengo lì e ti Neanche picchio. le sue gambe alla Eleonora. Vengo lì e ti ecco. picchio. E poi ci saluta anche Edo del Buon Gustaio. Ciao Edo, tra poco la pizza creata in occasione di questo, una pizza molto molto divertente. Ancora un SMS? No, che cosa è? Aspetta, Sabrina, perché qua è un delirio. Oggi pomeriggio, ecco qua. E dopo la trasmissione tutti in piazza Calderari a pattinare sul ghiaccio sintetico, vero Carlo? Ecco, di qua. Esatto, sì. Tutti sul ghiaccio sintetico Sì, a spaccarsi le gambe. Saluto il buon Chi? Flavio Pellarin. Non ho il suo numero. Io sì, Flavio Pellarin che Guarda che è ovviamente... scritto sul mio telefono, non sul tuo. Vabbè, perché il tuo telefono è in televisione, non è che scrivi al mio, voglio dire. Saluto Flavio che insomma... E tu sai che è Flavio? Quasi certo. Grace, secondo te Carlo, che ha subito questa C'è settimana... il gol del Tamai. 3-1. Carlo, sei pazzesco oggi. Oh, signor.
Che delirio. Guarda che devi andare a suonare tu adesso, perché abbiamo un mini spot moda di Golden Point. E gol della Triestina. Ale, avanti, grandi ai muri di Trieste, anche per l'amico che ci chiedeva da Trieste aggiornamenti, eccolo qua, la Triestina che va Ha segnato, in vantaggio. come si dice in brasiliano, Franca? Franza. Franza. Dov'è? Ah, eccola. Qua. Sono qua perché qua c'è un bellissimo, buonissimo profumino. Sì, casualmente sei tu lì vicino, chissà come mai. Sì, Allora, vediamo prima dello spot moda come sta procedendo questa scultura, questa creazione. La testina. Il microfono, Mara, normalmente in televisione si usa il microfono. Lo so che si usa. Allora, se vogliamo inquadrare, dico per la regia, la testina fatta di pasta di zucchero da Katia. Sì. Allora, parlavo prima con Katia che lei solitamente la prepara lei la pasta di zucchero proprio, però per esigenze televisive oggi l'ha portata già pronta, giusto Katia? Questa è una pasta modelling in realtà, che si differenzia dalla pasta di zucchero perché è una pasta più dura, insomma, si indurisce di più per appunto fare queste sculture, mentre la pasta di zucchero di per sé è quella che serve per rivestire le torte e quella si può preparare benissimamente a casa. Senti, gli facciamo anche i capelli o lo lasciamo stile GP? Facciamo i capelli. No, gli facciamo i capelli. Scherzo, tesoro. No, figurati. E niente, per chi volesse venire a vedere i miei lavori, qui c'è la mia pagina Facebook per chi volesse seguirmi e il nome è DPK Card Sugar e lì ci sono tutti i miei lavori aggiornati, diciamo. Benissimo. Grazie mille. Va bene, allora, se il maestro è pronto con una base musicale possibilmente allegra? Come base? Io suono tutto, non ce n'è di basi. Una base nel senso, un motivo allegro per farci vedere un motivo da sfilata, quindi vedi te, un motivo da sfilata devi fare. Abbiamo le nostre 4 bellissime ragazze, un piccolo spot moda grazie alle amiche di Golden Point che naturalmente trovate qui al Gran Fiume Gran Shopping, aperti 7 giorni su 7. Ovviamente gli orari li sapete se non andate sulla pagina Facebook Gran Fiume Gran Shopping. Siete pronte ragazze? Cinzia, sono pronte? Prego maestro, vai! Ma devono sfilare? Sì! Allora facciamo una cosa seria, perché me l'hai detto così, scusa? Ma se ti ho detto uno spot moda, uno spot moda, devono sfilare. Allora, nel frattempo, che sono già quasi pronto, perché io sono velocissimo, cioè quasi, nel senso che le cose nuove vanno fatte così, anzi non ho il cavetto. E allora devo fare una cosa live e la facciamo così, dai. Grazie alla ragazza che non mi ricordo il nome, naturalmente tu figura. Giulia, era Giulia? Grazie a Giulia, Giorgia, Andressa e Laura. Grazie ragazze.
Allora, Grazie a Mara. Io avrei un sacco di risultati. Ciao, vai via. Dai, te levo dalle balle. Io avrei un sacco di risultati. Vediamo i risultati con Carlo Luna. Via gli aggiornamenti. Sì, parto dall'eccellenza. In questo caso, allora li ripeto tutti velocemente. C'è l'Ismuzzane Vesna 2-1, Fontana Fredda 1, Manzanese 0, Gradisca 1, Pasiano 0, Cras Repen Lumignaco 2-1, San Luigi Gemonese 2-1, Tolmezzo che perde in casa col Chios 1-0 e 13° Lignano 1-1. Intanto c'è Eleonora che cerca di dare una mano a Carlo, ma Grazie. Anche lei in difficoltà insieme a Carlo, ciò non è male. Esatto, stanno finendo i risultati. Belluno, per quanto riguarda la Serie D, Belluno Alto Vicentino 1-0, Tamai che perde in casa col Calvinoale 3-1, Verona Cordenons 0-0, Montebelluna Carini Pivigina 2-1, Vigasio Este 1-1, Abano Calcio Legnago 1-0, Triestina 1, Arzignano Campo 0, Mestre 1, Fel 3-0 e Campodassico vinco Dina 4-1. Per il momento vi do questi. Bene, allora, ti piace Isam Maruf? Non so chi sia. Benissimo. Isabella, ti piace Isam Maruf? No. Non ti piace? Non so neanche io chi sia. Non so neanche io chi sia. Andiamo da Mayra. Isam Maruf. Nemmeno io so chi sia. Lei lo sa perché lei è Polly, è anche un po' glotta. Vicky? Non saprei. Isam Maruf è uno dei finalisti di X Factor. Ecco, nel frattempo a Scarpe e Scarpe regalano tutto. Sì, esatto. Grace, ti piace Isam Maruf? Gran bell'uomo. No, quello adesso che lo vediamo anche no. Anche no. Oddio, i gusti sono Gran gusti. talento se vuoi, se me lo concedi. Magari a Sara Parlavamo di bellezza inside. Magari a Sara Alice piace Isam Maruf, vero? Magari ti piace a te. Posso essere sincera? Sì, non sai chi è. Non so chi è. Bene. Invece Nessuno guarda Italia's Got Talent in questa la trasmissione. signora Alessandra Giubilato, perché oramai ha passato i 18. Eleonora lo sapeva e non sapeva di saperlo. Secondo me non è un granché, cioè... No, però è bravo. Sì, È bello, non è? bravo, non è malissimo. Cioè, anche preferisci bravetto. Sabino tu, vero? Beh, Sabino... Perché c'è l'esperienza, Sabino. capito? Però Eleonora sa chi è Isam Maruf. Non sapeva di saperlo, ma lo Non sa. sapeva di saperlo, attenzione. No, perché domenica scorsa Mara hanno fatto vedere l'intervista di Mara. No, quello era Gabriele Esposito. No, non c'è neanche Isam Maruf. Non l'abbiamo che- fa- non l'abbiamo L'abbiamo fatta- nominato, però ha ragione lei è più attenta Sì, di ma non noi. l'abbiamo Avevamo fatta vedere. No, L'abbiamo noi nominato. domenica Non scorsa avevamo litigate. annunciato il servizio che non abbiamo mandato in onda e lei giustamente l'ha memorizzato. Brava Eleonora. Allora, È l'unica che non ha bevuto domenica, weekend scorso si è svolta la finale di Balliamo Dance Contest qui ovviamente al Gran Fiume Grand Shopping. Grandissimi ospiti, Gabriele Esposito vincitore di Amici, ovviamente la sezione del ballo, poi la domenica c'era Garrison, oltre a tutte le settimane c'era qua Etienne. Nel frattempo a Scarpe e Scarpe, ragazzi, è tutta una festa là dentro. E c'era anche Isam Maruf, che cosa fa che non mi ricordo? Beating box. Beating box, che cos'è il beating box, Sabino? Il beating box praticamente Sì, è quando tu, vai scomponi... là, arrivi là in fondo, trovi a No, no. sinistra un bar chiuso. No, te lo a spiego, destra- te lo spiego. Allora, si scompone un hard disk di un computer. No? Sì. Dai byte arrivi ai bit. Quando hai preso i bit, subito a destra trovi il box. Li metti lì e sei a posto. A posto. È quello che si fa con la bocca, simulando le percussioni. E questo qua è veramente uno bravo. E allora vediamo l'intervista di Mara, ma soprattutto ascoltiamo Isam beat and Maruf box. solo per noi qui all'altra domenica. Prego regia. Isam Maraf, è giusta la pronuncia? Maruf, Isam Maruf, le clips che faccio beatbox da 9 anni, sono il vice campione di 2015 e quindi sono qui per fare un show e poi niente. Senti, da Italian Got Talent a trovarti dall'altra parte del bancone, che sensazioni, che emozioni? No, ma mi sono trovato molto bene che grazie a quel programma lì. Io ho fatto il giro, ho fatto spesso i show, quindi sto molto bene, cioè nel senso molti
persone in strada, sono figli cioè sono figli felicissimi per me, e quindi a me mi fa molto piacere. Bene, allora vuoi dedicare un beat in box agli amici dell'altra domenica? Certo, va benissimo. Ok. Yeah, l'Eclipse is on. Grazie. Scusa, vorrei intervenire. Sì, Secondo prego. me l'intervista tu l'hai fatta alle 6 del mattino e poi facevi sempre sì con la testa, ma non hai capito niente di quello che lui ha detto. No, non è vero. Oh, poverino, no, è stato bravo, dai. Ah, si capiva? Sì, si capiva. Ma poi c'è da dire, no? Che queste due squinzi, appena l'hanno visto, cos'è che hai detto? No, ma adesso so chi è. E tu cos'è che hai detto? Io non ho detto niente. Ah, tu non hai detto niente. Scusa, come si dice in russo squinzie? Squinzie, prego Vicky. Cos'è in italiano? Squinzie. Squinzie, no? Vedi, spiegale cosa vuol dire squinzie per cortesia. Non lo Ma sa come neanche lo sai? lui. Squinzie. Alessandra, spiegagli cosa vuol dire squinzie. Tipo ragazzine squinzie, insomma, no? Мальчики. Chi? Мальчики. Alciche. Мальчики. Ah, malciche. Magiche? Ok. Magiche. Nel dubbio vi do i finali della Serie D. Che è meglio, prego. Allora, finali della Serie D, 24esima giornata. Belluno che batte l'Alto Vicentino 1-0, Tamai che perde in casa col Calvinoale 3-1, il Vecom Verona che pareggia col Cordenons 0-0, Montebelluna che batte il Carini Pievigina 2-1, Vigasio Este 1-1, Abano batte il Legnago 1-0, Triestina che vince in casa con l'Arzignano Chiampo 1-0, Mestre Union Feltre 1-0 e Capodarsego che batte la Vigontina 4-1. Sì, stavo dando indicazioni a voce No, alta. fai pure come vuoi. Sì, beh, certo. Aspetta che Nel torna- frattempo c'è il Bologna che vince col Genoa 1-0 in casa del Genoa e Chievo 2 Pescara 0 e Lazio Udinese 0-0. Allora, nel frattempo, mentre Giorgio era via, adesso ci racconti cosa è successo in questo primo quarto d'ora secondo tempo. Bello, no? C'erano dei calciatori. C'erano i che calciatori, correvano. forse 11 contro 11? Sì. A meno che non sia stato escluso No, qualcuno. 11 contro 11. Ecco, comunque sempre 0-0. Allora, dobbiamo fermarci. Nel frattempo lui fa un cambio, vediamo chi esce. Esce Ali Adnan, entra Ali Adnan e questo è veramente un guaio se bisogna mettere questo in campo. E vediamo Allora, però chi esce. se esce Ali Adnan non può entrare Ali scusa, Adnan. ho sbagliato. Entra Ali Adnan e vediamo a chi prende il posto di Yankto, mi sembra, dalla corsia da dove esce. Io ti darei anche dei risultati finali. Kums, dai. Non so qual è il peggio dei mali tra Se i vuoi due. ho i finali. Sono tutti friulani i giocatori dell'Udinese. Sì. Assolutamente. Carnici. Esatto. Delle valli del Natisone, oserei dire, visto i nomi. I finali li diamo Di appena Lega finisce... Pro. No, allora, visto che non gioca al Pordenone, facciamo un attimo la pausa pubblicitaria rigorosa, poi rientriamo perché dovremo vedere con Ovi questo splendido che prima avrete visto all'inizio, questo bellissimo Vito, solamente che non so quanto avete visto che erano queste 4 qua che scendevano dallo stesso. Allora lo vedremo tra E poco. lo spieghiamo meglio. Dopo ve lo facciamo vedere perché Lanci è tu veramente la pubblicità, fantastico. Sta arrivando anche Andressa che, visto che è brasiliana, ha molto caldo. Aspettiamo Andressa che la vediamo arrivare, perché insomma siamo al 26 di febbraio ed è normale che Fai salvare, Andressa. no? Nei centri commerciali si gira così. Mayra, no? Si gira così nei centri commerciali a febbraio. Sabino, chi Io non gira così nei centri commerciali? Io ho freddo solo a guardarlo. Non ce n'è. Allora, ci fermiamo, Giorgia. Va bene? Allora, tu guarda la partita che ti sei bloccato di nuovo. Tu guarda la partita. La pubblicità la lancio un video. Allora, aspetta, Ovidio, vai con la pubblicità. Pubblicità. Yuhu! Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. I
Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a Redi Ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Riposare bene è alla base della tua salute. Al centro specifico del sonno, tutti i migliori prodotti Dorelan a prezzi competitivi, i migliori della regione. Letti, materassi, reti, guanciali, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Altro che lavasecco, Crystal è un vero e proprio scrigno di proposte per voi. Lavanderia wet cleaning e tradizionale, riparazioni sartoriali con rimessa a modello, lavaggio tappeti e capi in pelle, distribuzione detersivi liquidi Sapo Spina, specializzati nei cambi stagione e nel lavaggio abiti da cerimonia. Crystal, oltre che lavasecco, un vero e proprio laboratorio per voi. Il giorno più bello della tua vita, adesso ancora più entusiasmante. 1000 Bisù ti propone tutti gli abiti da sposa, i più belli, tradizionali, moderni, alternativi, con il 50% di sconto. E poi gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. Tutto a metà prezzo. 1000 Bisù a San Giovanni di Casarsa. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Una scelta incredibile, prodotti genuini, sempre freschissimi. Le nostre pizze, sempre più buone, sempre più numerose. Al Buon Gustaio, una varietà incredibile di pizze per soddisfare qualsiasi palato, con diversi impasti ed in diversi formati. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Inoltre prepariamo pranzi o cene per asporto o anche solo qualche pietanza richiesta. Al Buon Gustaio, più buono di così. No, tranquillo. Allora, purtroppo intervengo io così al volo, anche perché la Lazio ha segnato il gol su calcio di rigore, quindi Lazio 1, Udinese 0. Sono sfumati i miei 72 euro sulla giocata. Mi dispiace un po', anche perché stavo discutendo proprio con Giorgia qui a fianco sul calcio di rigore, esistente o no, c'è il dubbio. È andata, abbiamo perso Giorgia perché hanno inquadrato Perizza, è andata e quindi abbiamo persa.
No, Mara, dove sei? E allora io e Ovi ce ne andiamo perché siamo arrabbiati. Perché? Vero Ovi? Dovevamo iniziare noi, ci ha rubato la scena. Ma non è colpa mia se ha segnato la Lazio. Io e Ovi ce ne andiamo su questa bellissima macchina, vero? Stupendissima, molto comoda. Esatto, ci beviamo un calicetto di champagne e ce ne andiamo. Sì, non è male. Di Saronno è finito, purtroppo. Ok. Senti, vogliamo raccontare che cos'ha di speciale quest'auto, a parte il super open bar free per noi due? Open bar, abbiamo una bellissima televisione davanti a noi, Esatto. che dopo faremo vedere. Ok. Abbiamo lo Zodiaco, che crea un po' di atmosfera. Esatto, all'interno se riesci... Tante belle luci. Un super impianto, quello sicuramente, Esatto. come nel nostro stile extreme. Esattamente. Si può vedere intorno al tavolino tutti gli amplificatori messi a cerchio, fanno un bellissimo contorno. Ok. E niente, facciamo vedere sono fuori. in Pelle, moquette, abbiamo messo tutti i vetri per far vedere tutto quanto l'impianto. Impianto a vista, e quindi? Esattamente, molto simpatico. Gli inserti vicino alla televisione. Ok. Di cosa? Murano. Sono in vetro di Murano, attenzione. Sì, vetro di Murano fatto a mano, creato appositamente per il quest'auto. nostro Silvano, che lui è amante dell'estetica. Esatto. E niente, facciamo vedere l'esterno. Ok. Adesso il mio valletto mi aiuterà a scendere Silvano dall'auto, perché attenzione che questi vetri sono belli ma non si possono pestare. Grazie, ecco, ok. All'esterno invece... Chiudete il microfono AGP. Sì. Prego, Ovi, continua a parlare. Esatto, ok. All'esterno cosa abbiamo? All'esterno, possiamo partire anche da davanti, che sarebbe meglio. Bene. Se Silvano ci permette. Certo, tutto è permesso. Vieni. Innanzitutto, sorgente... monitor grande, così si vede meglio anche i filmati, dato che abbiamo 2 televisioni riproduciamo tutto da lì. Anche qua tutti gli interni in pelle, tutto quanto a LED, illuminazione, le portiere bellissime, anche queste fatte appositamente. L'amplificazione quindi? Esattamente, abbiamo anche un marchio sponsor che ci ha dato una mano nella costruzione, che è quello illuminato. Dopodiché guarda questo particolare, Eric. Esatto, c'è un bellissimo mosaico. E cosa dire? Sai Tantissime Mara, luci. Mara, quel Vito lì assomiglia un po' ai carretti siciliani. Ah sì? Sì. Hai mai visto un carretto siciliano tutto colorato? Sì, è certo, è Ha un certo. po', l'unica cosa che è motorizzato, ecco. Grace, assomiglia un po' a un carretto siciliano? Ma anche no. Nel retro. E poi la super particolarità di questo Vito è la parte posteriore. Esatto. Parte posteriore. Come quello, Posteriore. È più o meno è come una donna, no? Più o meno. Esatto. Direi. Vero, Giulia? Anche Come a una Giovanni donna. dovrebbe piacere particolarmente questa parte. Sì, Boh, io non sono amante. Giovanni. penso che a Giovanni piace il palo. Ma anche no, guarda, sì, proprio... Beh, può essere che ti piaccia se c'è lì Allora, una ragazza un altro che fa bellissimo pole monitor dance. anche ti qua può dietro. piacere. Mara, ci fai un po' di lap dance? Pole dance. Pole dance? Pole dance. Pole dance si chiama. No, quella questo lì. è Furgon Dance. Perché quella è un'altra, quella che hai detto tu è un'altra questa è bella, cosa. Ovi. Furgon dance è ancora più bello, sì. Ok, pole dance. Anche qui nel retro abbiamo Esatto, un altro bellissimo monitor. Non mancano le casse neanche nel retro, ovviamente, perché... Dopodiché anche qua ci sono gli inserti in vetro di Murano, fatti a mano anche quelli. con la chiave di violino, il particolare, bellissimo. Esattamente, dove c'è la musica c'è sempre la chiave di violino. Ho messo un paio di foto nostre che vabbè, non si vedono tantissimo, ma ok. Che dire? E poi la chiavetta USB. Sì, abbiamo creato anche quello che si può mettere la chiavetta per eventuali filmati, ci sono anche altri ingressi analogici oppure in digitale per riprodurre qualsiasi cosa sul monitor alla correnza. Ma l'idea del palo, a chi è venuta? A te o a Silvano? A Silvano? A Silvano. A Silvano, sì. E la Mary cosa dice? La Mary acconsente. Per non rispondermi male, acconsente. Bene, ok.
La Mary si è anche esibita sul palo, eh? La Mary balla? No, la Mary dice che sta bene a casa sua con i nipoti ormai, non esiste. Lei sta bene a casa e mi dice vai da solo, vai. E Mary è per sempre. Avete già fatto qualche festa, qualche raduno con questo Vito? Ma certo, il Vito è molto popolare, ormai ha già girato parecchio. Silvano è arrivato fino a Roma da solo addirittura. C'era il Vito sotto il culo, eh. C'era il Vito sotto il culetto, perché altrimenti a piedi era dura. Effettivamente, sì. L'anno scorso in primavera. E quindi si fanno dei raduni, vero? Con questi... Diciamo che adesso io incomincerò qua, adesso a maggio penso, perché d'inverno c'è qualche raduno, ma non li faccio perché per me che ho una certa età, ormai non sono più giovanissimo, fa freddo e sto bene a casa. Allora prestiamo il Vito ad Ovi, che lui è giovane, forte. E quindi... Come ultima novità che abbiamo inserito nel Vito è un bellissimo processore audio che si controlla tramite il telefonino, se lui riesce a vedere, e noi possiamo alzare l'audio direttamente da qua. Nazional Popolare. Quindi non serve entrare all'interno per controllare la sorgente, abbiamo tutto quanto a portata di smartphone, molto tecnologico. Benissimo. Altre domande, Giovanni? Sì, io ne ho una. Ho visto la statuetta di Gipi nel Vito. Dove? Guarda, c'è una statuetta che rappresenta Gipi nel Vito. Perché l'avete messa? No. Sì, c'è una statuetta. Conferma, Gipi? Conferma. Sto cercando la statuetta. Conferma, no? Ah, la bottiglia? Esatto. Se la bottiglia porta champagne in questo caso, nel mio caso sarebbe il prosecco cinese. Salutiamo gli amici di Zen Kaiten Sushi, esatto, che veramente fanno benissimo da mangiare qui nel centro, nel punto ristoro del Gran Fiume, e il prosecco è buonissimo. È cinese, il prosecco è cinese, fantastico. È fatto da noi a Montebelluna. Allora, aspetta che facciamo leggere questo messaggio a Sabrina. No, perché pensano in regia che io sia un rincoglionito, no? Le cose me ne dimentico. Non solo la regia. Non solo la regia, grazie. Sì, questo. Mancano Belforte, Tomadini, Buongustaio e la pubblicità delle 16:45. Ecco, la regia mi comunica con i WhatsApp, questo è il bello, no? È perché tu non mi hai portato la scaletta stavolta e quindi io mi arrangio con WhatsApp. Mi ha mandato i file da stampare e non c'era. No, ma infatti non la faccio più la scaletta. Ah, non serve. A caso. No. Allora, posso dare i risultati dell'eccellenza? Che sono... È tutto il giorno che spacchi. Faccio quello di mestiere su sta trasmissione. Allora, Cerlis Muzzane Vesna 2-1, Fontana Fredda 1-0 sulla Manzanese, Gradisca 2 sul Pasiano. Udinese in avanti, Udinese in avanti, niente da fare. Vabbè. Guarda che cappella che ha fatto indietro alla Lazio. Hanno dovuto... Allora, confermo che c'è la discussione prima tra me e Giorgia sul rigore. Sono andato a rivedermelo perché ho la fortuna di potermelo riguardare. Inventato. Sì, anche sui vari gruppi tutti dicono rigore inventato, questo è vero. Cioè, l'invenzione più assurda che ho visto nel mondo del calcio. Allora, eccellenza, vai Gradisca 2, Pasiano 0, Cras Repe Lumignaco 3-2, San Luigi Gemonese 3-2, Tolmezzo 0, Chions 2 e Tricesimo Lignano 1-1. Gemonese che non vuole mollare il Cerlins, quindi cerca di recuperare sul San Luigi. Bene, allora Mara ieri non sapeva cosa fare, ieri mattina, vero? Mattina, a ora di pranzo più o meno. Quando mi sveglio. Sì, quando ti svegli. Nel frattempo l'Udinese si è riversato nella metacampo, anzi nell'area di rigore. Ti sei perso GP. Ti sei perso GP quando è entrato. Sono entrambi in campo adesso? Sì. No! Caramba, che sorpresa! Tu dovevi vedere la faccia del volto quando ha inquadrato, com'è che si chiama? Perizza, cioè è andata, l'abbiamo persa. Questo era fallo, vabbè. E allora, sei andata ieri a farti un giro in centro, vero? Sì, con un amico. Non so chi fosse. Salutiamo Dimas. Con un amico? Con Dimas. No, non che era venuto qua Dimas. Non so. Però sono stata con la crema di Zabaione. Vabbè, dai. Cosa hai fatto? Ero con la crema di Zabaione. Sei andata Va bene, dai, vedete. Lei ha un amico che si chiama... Aspetta, Sabrina... Era con un amico e la crema di Zabaione. Aspetta, tu hai un amico che si chiama Crema di Zabaione? Isabella, hai un amico che si chiama Crema di Zabaione? Anche perché è un amico un po' particolare, no? Moira, un amico che si chiama Crema di Zabaione. Che amico è? Dolce. Dolce, quindi se è russo... dolce è...
piacciono i dolci. Mi piacciono i dolci. Andressa? Goloso. Giorgia? Giulia? Buono. È buono? È buono. A volte sì. E allora, vediamo dove è andata in centro a Pordenone E con chi? Mara. Vediamo se indovina la regia che servizio è. Questo mi viene da ridere perché non voglio svelare. Vediamo. Lucia, hai indovinato cos'è? Vediamo. Che culo. Con una bellissima giornata come questa è un piacere fare una passeggiata in centro storico a Pordenone. Città di Corso Garibaldi troviamo Tomadini, dei nostri amici del panificio Vassoler. Questa carinissima terrazza coperta in centro storico a Pordenone potete gustare le vostre colazioni, un panino, uno snack o i vostri pranzi veloci. Ogni giorno potete trovare qui freschissimi prodotti di panetteria, dolci e specialità per tutti i gusti. Inoltre c'è anche un angolo caffetteria dove potrete gustare il vostro cappuccino o caffè in ogni momento della giornata. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. Vi aspettiamo da Tomadini, Corso Garibaldi, numero 18. Together, we'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. No, rientriamo Avete che... indovinato chi era il mio amico segreto della pasticceria? La frigola. Crema di zabaione. Aspetta, no, andiamo dalla nostra amica, la creatrice di dolci, che qua sta continuando la sua opera Guardate, ma è una donna. Aspetta, scusa Grace che... No, è un Gippi travestito da donna. Ma dai! Allora, Tipo Medusa. che bella! Aspetta che la giro. È bellissima, guardate che poi siamo in tema di carnevale, sembra un po' una maschera anche di carnevale, senza offesa, no? Però Vero, coi vero. capelli Posso dargli così. il nome? Posso dargli il nome? Medea. alla maschera? Medusa la chiamerei. Medusa? Secondo... Medusa, sì, Io sì. la vedrei più come Medea, no? Medea. Medea, era la dea de... non mi ricordo chi. Alice e Era Sara, dea. aiutami tu. Medea era la dea di... Di Medi. Non lo sa nessuno. No, Jacopo, Sì, tu dai, che era la sai, dea del Medea, che meteo. dea era? La moglie di qualche re della Grecia. No, c'era una Medea. Era la moglie di qualche re della Grecia, adesso non me la ricordo bene. Vabbè, vado su Google un attimo. Allora adesso facciamo una domanda ai telespettatori che ci rispondano attraverso un SMS per dirci chi No, è ma Medea. basta prendere il telefonino, no Grace? Che poi tu che sei siciliana, come quelle zone lì, Medea delle zone greche? Sì, ma Medea sinceramente Allora, mi sfugge. Medea Seneca. È soltanto una tragedia in questo caso. Google insegna. Allora, È una tragedia. Sì, Punto. Medea, il titolo è originale di una tragedia. Non è ma una anche dea. la protagonista Medea, non era la moglie di qualcuno. Alla Medea di Euripide, quindi. ascolta questo. Andiamo a Gipi, sei una vedere. tragedia, sei. Medea Lo di dice sempre anche mia Euripide, madre, non preoccuparti. che era sposata con Giasone. Attenzione, Vedi che era la Steve moglie di Perris ha qualcuno? avuto un cenno di Rissa con dolore. basta. Giorgia, stai soffrendo? Sono impegnata a guardare. Voglio dire che nel frattempo ha segnato il calciatore più amato dalle italiane, Borriello, quindi Cagliari Ma chi se 2, ne frega? Crotone 1. Vabbè, io do informazioni, poi Che adesso... poi? Dov'è? E poi? E poi? Che poi? E No. poi? Per tornare sul discorso di prima, Dimmi. si sta poco dal paradiso a cadere all'inferno. Basta un niente. 4 frasi, pochi simboli scritti tramite un SMS che arriva in questo momento e dopo aver esaltato da parte di una bellissima donna un uomo leggermente attempato. Cioè io? No, colui che sta suonando. Ah, ok. Chi è l'unico attempato qua sono io.
Beh, perché io invece sono il fiore della giovinezza. Hanno riso. Hanno riso. Quando hai detto che sei il fiore della giovinezza hanno riso. Esatto. Le ho viste. Che E cattivo. allora, come prima siamo andati dalle stelle al baratro, dal baratro al paradiso, si ricade all'inferno. Vabbè, certo Prego. che cadono come i birilli i laziali in area. Stai rovinando un altro momento televisivo. Tu Non è colpa e i mia, se laziali. c'era il rischio che desse un altro rigore. Allora, Sabrina. Un grandissimo saluto alle Aspetta. bravissime Sara e Alessandra e al maestro Sabino. E fin qui. Tutto bene. Sentiamo il resto. Dai hermano. Allora, sei 3-1. 3 uomini a una donna, caro mio Esatto, Sabino, mi dispiace. Oramai il tuo sex appeal, il tuo fascino, il tuo Se n'è savoir andato, faire. è sfumato. E non ritorna più. No, scherzo. Ma io diventerò nutrizionista. Rieducatore alimentare. Ecco, rieducatore. Se no scateniamo l'inferno, maestro. Esatto. Rieducatore alimentare, integrazione alimentare consapevole. Ecco. La Per dicitura prima di tutto. Per cui suggerirò a Gipi di che cosa nutrirsi. Lo faccio pure io. Pizza, birra o pizza e prosecco. Abbiamo risolto il problema. Perfetto. È vero che è un'ottima dieta, Grace? Ottima, questa No. funziona sempre. Allora, Isabella, tu per mantenerti così in forma, di cosa ti nutri? Nel senso, cosa mangi? Cibo. Non cosa... Sì, ma va! Sì. Pensavo mangiassi... Andiamo Invece. avanti. No, ma i tuoi piatti preferiti? Pizza. Sì. Non dimmi hamburger e sushi. No, sushi non l'ho mai mangiato. Boh, Niente, mangio tutto io, quasi tutto. Però mangio tanto. Quindi non c'ho una mangi... dieta. Grace, l'hai quelle vista cose in piedi sta bimba? No, sinceramente no. No, perché se lei mi dice mangia tutto... È meravigliosa, non Sì, penso che abbia nemmeno troppo bisogno di dover. No, appunto, no? di stare un- Quanti anni hai, se posso? 16. Meravigliosa. È nel pieno della bellezza del metabolismo. Io per a 16 anni ero già questo. sovrappeso. Cosa gliene può anche se fregare a lei giocavo, della vedi te? limitazione? Appunto, che mangiasse tutto se lo può permettere. Per cui, insomma, Gipi, 16 anni. Scusa Gipi, lo so che non si fa in televisione. Cosa dobbiamo fare? Posso ribaltare la trasmissione e fare una cosa anomala che non abbiamo mai fatto in questi anni? Cioè? Io vorrei che, mi avvicino, vorrei che noi eseguiamo un brano molto particolare, molto sexy, ma vorrei almeno 2 ballerine a destra di Alessandra e 2 ballerine a sinistra per fare un pezzo e scolettare un pochettino, perché poi alla Non si fine... dice Non si quest'ora. dice quest'ora. Scusa Carlo, e diciamo sbacinare, Ancheggiare, che è meglio. per i telespettatori che Allora, ti lo seguono facciamo, con tanto lo facciamo affetto. tra poco, perché devo chiedere a Sabrina cosa le piace mangiare. A parte leggergli gli sms da noi, oramai sei la lettrice ufficiale, no? Cioè, a me piace tutto, però mi limito un po', dai. Tu ti limiti? Sì. Tu sei una ragazza coscienziosa. Sì, Invece sì. Eleonora invece? Pane e Nutella. Pane e Nutella, un'ottima dieta. Giorgia si sta massacrando le mani guardando il finale della partita, ma nel frattempo a te cosa piace mangiare? Le peggio cose. Le peggio cose, perfetto. Ma ti abbiamo visto in piedi anche Grace ha tanto lavoro in futuro, Grace, sappiate. anche lei l'hai vista in piedi, voglio dire, lei proprio. Ma vuoi smettere tu? Ma andate via, Ragazzi, andate! è la prima volta che vedo Gipi da dietro. Allora, è bellissimo. allora. Da dietro è bellissimo Gipi. Potete riprenderlo? Siamo da Girati un attimo. Mayra. La smetti. Solo un secondo. dai, Mayra, te un cosa ti piace da secondo. mangiare? Dai che siamo in chiusura. Prima sono passata al Mac. Prima sono passata al Mac, è un'ottima dieta, vero? Grace, consigliatissima a tutti. McDonald's e lavoro da Burger qui in King, avanti, vero? ha tanto lavoro. E invece, a lei piace ovviamente il caviale perché arriva da là. Io senza carne e senza dolci non vivo. Bene, anche Sono lei, no? carnivora. Carne dolce, Grace, va bene? Eh? Va benissimo. Ehi. Devo dire cosa mi piace. Sì. Anch'io come loro, di tutto di più. Di tutto di più. Che fortuna. E quando esci a cena con Giacomo cosa mangi? Non esco con lui. Non esci a cena con Giacomo, Giacomo è di nuovo libero, ragazze.
Già come sulla piazza. Andressa, tu? Allora, mesi fa avrei detto pizza. Ho preso quella sbagliata. Hai preso l'unica che non dovevi prendermi. Pizza. Ora direi fiocchi d'avena, risotto integrale, Fiocchi d'avena, non gli uomini o le donne. pollo e tanta verdura. Mi piace la verdura e va bene. Ma non ti crede nessuno. Ma non ti crede Posso nessuno. spezzare una lancia in favore mio, GP? Sentiamo una Giulia. piccola lancia. Aspetta Giulia e poi Grace. Beh, io mangio un po' di tutto, ogni tanto mangio anche i dolci, se capita vado al Mac, però comunque cerco di seguire un'alimentazione abbastanza varia con frutta, verdura, il latte, magari sì, bevo quello di riso di solito perché lo preferisco rispetto agli altri. Allora, io che il riso faccia al latte, so che il latte lo fanno le mucche, le capre, le pecore, invece che il riso faccia al latte non ho mai saputo questo, esiste sinceramente. anche il neanche che la latte soia. di riso. Forse le bugese fanno il latte, non lo so. Le bugese, può essere che facciano il latte. come ma si la dice in russo bugese? Bugese in russo, prego. Non so cosa significhi. Quelle brutte robe verdi che vedi sulla soia, con gli animali schifosi che impestano le case. Non so. Bugesovski sarà. No? Vabbè, tutto ciò perché a noi piace molto la pizza. E c'è una pizza particolare creata dagli amici del Buon Gustaio, in questo caso Edo, proprio per il mitico direttore del centro commerciale per la quarta volta che ci ospita. E quindi la pizza dedicata al direttore, il dottor Marco Piscicelli, qui al Gran Fiume Grand Shopping. Prego. Presto che tardi, oggi è tardissimo e allora siamo qua con Giovanni, Masterchef Pizza e Edo, Master Gourmet, ovviamente Buon Gustaio Fiume Veneto. Perché siamo qua? Perché una volta tanto siamo al Gran Fiume, quindi siamo a Fiume Veneto. Una pizza specialissima questo pomeriggio, perché Edo? Perché la volevamo dedicare al direttore del centro Gran Fiume di Fiume Veneto, perché abbiamo visto che è una persona piena di iniziative e quindi vogliamo dedicargli questa pizza che adesso andremo a fare, per augurandogli insomma grandi successi per queste sue iniziative. Sì, anche i prossimi mesi Gran Fiume ha già organizzato veramente bellissime manifestazioni. Allora Giovanni, partiamo. Questa pizza ovviamente si parte col pomodoro, Edo? Sì, si parte col pomodoro e mozzarella, l'abbiamo intitolata Fiore d'inverno. Fiore d'inverno. Visto che siamo quasi alla fine dell'inverno, ma che finisca anche, no? Appunto, ma ancora in tema, verrà appunto preparata dal nostro Giovanni. Base pomodoro e mozzarella e un bel fiore di carciofi a spicchi sott'olio e poi guarnita a mo' di raggi di sole con lo speck arrotolato. E quello a fine cottura, vero? A fine cottura, sì. Come al solito io me la mangerò questa pizza e voi no, ecco, vero? A me dispiace perché insomma aspettavo anche lo speaker Carlo che venisse qua a mangiare. Che quando finiamo la trasmissione siamo un po' cotti, no? Allora, pronta la pizza per essere infornata e Giovanni va, ecco l'infornazione, quello che è, dai, eccolo qua. Sfornata la pizza, eccoci qua, vediamo adesso lo chef che appunto guardate come sta disponendo i raggi di sole, che in questo caso sono fette di speck, vero? Veramente buona, veramente è bellissima anche da vedere, guardatela, una pizza splendida. Allora Edo, sì è lì, guarda è lì. Allora Edo, tu volevi dire una cosa molto importante. Sì, volevo dire che anche se virtualmente il direttore di Gran Fiume non potrà mangiare o la mangerà virtualmente, la mangio io per lui, tranquillo. No, in un'occasione, se avremo modo di conoscerci, certo, siamo lieti di averlo ospite, in modo che così questa collaborazione anche con Gran Fiume, visto che siamo nel comune, sì, noi esatto, fa bene. Allora io vi ricordo naturalmente tutte queste squisite specialità le potete trovare al Buon Gustaio a Bruniera, a Sano Decimo, San Siro di Vivenza e naturalmente alla sede storica dove siamo noi adesso a Fiume Veneto. Qua i telefoni cominciano a squillare. Volevo dare un saluto particolare allo staff, sempre allo staff della Buona Domenica, perché Gib lo vedo l'altra domenica, l'altra domenica e buona domenica per la prossima. Grazie a tutti, ciao da Buon Gustaio, ciao, grazie. No, vedi tu. No, guarda l'inquadratura. No, ma infatti. Bentornati all'altra domenica, visto che non parla nessuno. Domenica, bravissimo maestro.
Allora, scusate. Hai qualche risultato, Carlo? Ho i finali, se allora, posso dare. andiamo con i finali, partiamo dalla Serie A per arrivare al finale eccellenza. Perfetto, Prego, Carlo. allora solo La settimana. velocemente, quindi ricordo Palermo-Sampdoria 1-1, Genoa-Bologna 1-1, Crotone perde in casa col Cagliari 2-1, Sassuolo perde in casa col Milan 1-0, Chievo batte Pescara 2-0, Lazio batte Udinese 1-0. Questa sera Inter-Roma, domani Fiorentina-Torino. Lega Pro, giocate ieri, Forlì Gubbio 1-0, Fano Reggiana 0-2, Albino Leffe vince in casa con l'Ancona 2-0, Alto Adige Modena 1-0, Lumezzane Sant'Arcangelo 0-0, a Padova batte Teramo 1-0 e San Benedetese perde in casa con Venezia 3-1. Questa alle 16, alle 4:30 Feralpi Salò Parma, Mantova Maceratese alle 18:30 e domani Pordenone Bassano. Per quanto riguarda la Serie D, Belluno Alto Vicentino 1-0, Tamai che perde in casa col Calvinoale 3-1, Vecom Verona Cordenonse 0-0, Montebelluna batte il Carini Pivigina 2-1, Vigasio Este 1-1, Abano Legnago 1-0, Triestina batte l'Unione del Chiampo 1-0, Mestre Union Feltre 1-0 e Campodassico Vigontina 4-1. Per l'eccellenza giocata ieri Virtus Conoto Viscosa 1-1, oggi Cialis Muzzane batte Vesna 3-1, Fontanafredda Manzanese 1-0, Gradisca Union Pasiano 2-0, Cras batte Lumignaco 3-2, San Luigi batte Gemonese 3-2, Tolmezzo perde in casa col Chions 3-1 e Trisesimo Lignano 1-1. Bene, allora vediamo con la nostra artista, devo dire, altro che... Insomma, sono emozionatissima. Perché sei emozionata? Perché per me è la prima volta. Vabbè, ma dai, Quindi... sembra la prima volta. Guardate cosa è riuscita a fare dall'inizio della trasmissione. Sì, proprio in poco, diretta. Ecco poco qua. perché non c'è proprio tutto il materiale che serve, però aspetta che forse... Facciamo un bellissimo primo piano a... Signore e signori, Medea. Capolavoro Medea che, ricordiamo, Carlo è... Era la moglie di Giasone. Di Giasone. Giasone Che fa... non c'entra niente con Che non c'entra Tragedia. niente. Però Che lei è una somiglia tragedia. un po' a Medusa. Assomiglia anche un po' a Medusa. È veramente bella, guardate, e naturalmente Bene. tante belle cose, tante belle torte. Guardate anche l'altra signorina che ha portato qua, è bellissima. Di cosa è fatta lei? Di tutta in zucchero. Tutta in zucchero. Sì, dentro Quindi ci sono assolutamente degli dietetica, Grace. Sì. È ideale per una dieta ipocalorica. Equilibrata. Naturalmente scherziamo. Questa è per un omaggio per un volto per fotomodella. Ah, Quindi l'ho bellissimo. fatta per la Cinzia, l'ho Ecco. realizzata apposta per lei, per questo evento. Benissimo. E niente. Bene, allora ricordiamo sabato, visto che parliamo di foto per fotomodella, vediamo anche la grafica. Sabato 4 marzo al Pascià a Cinzia, questa bellissima manifestazione. Sì, la serata Elite Girls, quindi un casting per un volto per fotomodella. E tra l'altro ricordiamo, venite numerosi perché comunque ai ragazzi, al gruppo più numeroso verrà offerta un buono per una caraffa in omaggio praticamente da spendere nella prossima serata nostra, quindi vi aspettiamo. Che ovviamente rientra Che non si può, esatto. che rientra in una dieta, Che no, rientra Grace? nella dieta Assolutamente. equilibrata. Non importa, Come voi venite a distruggere il lavoro di divertirvi. Grace. Possono bere anche una caraffa comunque Di cosa? di limonata. In limonata ci sono gas e zuccheri? Ma no, dai, fa limone. Limonata con limone, Rende... non quella limonata. Sì, dai. Eleonora mi guarda malissimo perché a lei piace la limonata. No, le piace il prosecco. A lei piace il prosecco, vabbè. Il prosecco del Pascià. Prosecco Pascià. Vedi, gin lemon, dice giustamente lei. Allora, io voglio salutare questa bravissima maestra Vi d'arte. ringrazio. Grazie a te. A voi. Speriamo di averti ancora tra di noi con altre tue creazioni bellissime. Grazie a voi Voglio e grazie a Cinzia che mi ha dato questa Assolutamente. possibilità. Io voglio ringraziare naturalmente Grace che Grazie prossimamente è ancora con noi. Se vuoi aggregarti a noi Sacile in piazza domenica pomeriggio, Ormai. che è una bellissima domenica. Voglio ringraziare gli amici di Extreme Car Audio, ovvero sia Ovidio, Moreno che non c'è. Silvano, il Abbiamo, mio valletto dove è andato? abbiamo Maurizio, Silvano si è disperso da qualche parte. Bere al bar. Anche lui. Allora, poi c'è Emanuela che sta tutto sul Monte Belluna, l'aspettano a casa per festeggiare questa vittoria. Scusami, per festeggiare questa vittoria. Io non ho fogli in mano come la vecchia là dietro. La vecchia MILF non ha niente in mano, Adesso, se li no? ricorda. Allora, sarei contenta quando torni a casa, ovviamente. festeggiamo. Con Poi Carlo... a casa doppia festa perché vabbè, io sono juventina, mio papà è milanista, ha vinto anche il Milan, quindi
Possiamo chiudere qui direttamente? Cioè. Come vuoi, Juventini e milanisti. Naturalmente un po' nascoste, se vi aprite salutiamo Giorgia e la Laura, bellissime, ancora con noi. Giorgia è andata male. Vedremo se di recapitare il tuo video messaggio a Stipe e speriamo vada bene. Naturalmente ringraziamo Mayra, l'ho imparato dopo 2 ore e mezza, la bellissima Vicky che saranno sicuramente ancora con noi. E adesso chiudiamo in bellezza con le ragazze di Cinzia. Io e te non salutiamo. Le stiamo salutando tutti, naturalmente Isabella, Sabrina, Giulia e Andressa, le so tutte. Con le ragazze di Cinzia, Alessandra e Sara, noi Io vorrei un andremo a applauso seguire. per la regia, per i cameraman. Lucia, un applauso tutto per Lucia. 22 domeniche. E allora Cinzia chiudiamo, e Peter anche. chiudiamo in sigla, ma loro sono come noi mica ci autoringraziamo, scusami. ci salutiamo. E allora noi chiudiamo in sigla con la Sabino Live Band, quella mega iper bellissima donna di Sara Alice Saccon, quell'altra bellissima donna di Alessandra Giubilato. Lui abbiamo, ma è questo il bello, Sabino Dell'Aspro, con cosa, amici? All About the Bass, quella canzone che parla del contrabbasso che tante volte assomiglia al lato B delle donne. Prego. Because you know I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass. Yeah, it's so pretty clear. I ain't no substitute, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got the boom boom that all the birds are chasing, right, hanging on the right places. I see those magazines running a Photoshop on, you know the stuff in real. Come on, I make it stop. If you got beauty, just zoom out, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She said, but like a little more booty to hold it night. You know I won't be no stick for your silicone baby doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about a bass, no treble. I'm all about a bass, no treble. I'm all about a bass, no treble. I'm all about a bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. No one is playing, I know you think you're fat, but tell me to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She said, but like a little more booty to hold the night. You know I won't be no stick for your silicone baby doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about a bass, no treble. I'm all about a bass, no treble. I'm all about a bass, no treble. I'm all about a bass. E allora si chiude qui questa domenica pomeriggio dal Gran Fiume Gran Shopping. L'appuntamento è per domenica prossima in una delle più belle piazze del Friuli Venezia Giulia. Saremo in Piazza del Popolo a Sacile, all'antica Sacile, alle 14:30. Dalle 14:30 vivremo insieme 2 partite incredibili. La prima impressionante, Udinese-Juventus, lo stadio è già esaurito, quindi venite a vederla con noi. E in contemporanea vedremo anche Sant'Arcangelo Pordenone, quindi 2 partite al prezzo di niente, perché venite lì e vi divertite con noi. Chiedo Lume alla regia se possiamo chiudere. Appuntamento a domenica prossima, grazie, ciao, a Sacile, ciao.